Buongiorno, ben trovati telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Rientriamo in diretta anche oggi come sempre per aggiornarvi su tutti i fronti, politica, cronaca, attualità. Inevitabilmente partiamo con l'attribuzione di fascia. Ieri il verdetto del CTS, atteso ma non scontato, il Veneto in fascia gialla, perlomeno fino al 15 di gennaio, in fascia arancione ovviamente, scusate, quindi Veneto arancione con tutta una serie di divieti che ormai ben conosciamo, quindi bar e ristoranti chiusi, la possibilità di effettuare solo l'asporto, poi il divieto di spostarsi da un comune all'altro se non per le comprovate ragioni che ben conosciamo. A fare la differenza nell'attribuzione di fascia per il Veneto è stato l'indice di l'incidenza per ogni l'incidenza della positività su 100.000 abitanti, non tanto l'R con T, ma con questa diretta metteremo tutto in fila. Ci aiuterà in questo, perlomeno in questa prima fase, il nostro virologo di riferimento Fabrizio Pregliasco, che è collegato da Milano. Buongiorno professor Pregliasco. Un piacere essere con voi ancora una volta. Buongiorno e buon anno. So che oggi l'abbiamo disturbata non poco perché lei ha le prese con le vaccinazioni, quindi ha i minuti contati, diciamo così. Questo però è positivo, insomma. È positivo, sì, perché sia all'Istituto Galeazzi che dirigo, ma dove mi trovo in questo momento al Pio Albergo Trivulzio, luogo simbolo di questa triste storia legata agli anziani che hanno subito e stanno ancora subendo gli effetti più pesanti, stiamo andando alla grande, così come so che anche dalle vostre parti si va al meglio, quindi un inizio di campagna vaccinale che forse è stato un po' un diesel, anzi diesel vecchio stile con le candelette che doveva riscaldare gli iniettori e via, ma credo che anche il dato complessivo ci vede a livelli elevatissimi sull'Europa, quindi il vaccino è il futuro rispetto alla possibilità di una nuova convivenza più tranquilla e la possibilità di recuperare l'economia, perché mi rendo assolutamente conto della sofferenza di tantissimi cittadini, di persone che non lavorano e che vedono nero davanti a loro. E quindi credo che la risposta, al di là della sofferenza e del dolore di chi è malato, proprio il recupero dell'economia è legato a questa campagna, alla velocità con cui la si ottiene, perché i lockdown sono modalità come andare in autostrada col freno tirato. E ovviamente dopo un po' i freni si lasciano andare. Assolutamente. Professore, questa attribuzione di fascia arancione al Veneto e ad altre 4 regioni, Lombardia, Emilia-Romagna, Sicilia e Calabria, basterà? Io credo di sì. Forse l'attuale situazione che il Veneto sta soffrendo è legata a forse una lunghezza eccessiva di una zona gialla che ha permesso purtroppo al virus di insinuarsi anche tra gli anziani, nell'RSA, come è successo, come succede in tutto il mondo. Quindi io credo che il livello arancione per questa fase post-natalizia, dove dobbiamo vedere se ci sono stati un po' di eccessi e temo che gli spostamenti, i momenti di incontro purtroppo forse hanno un po' favorito il virus, tant'è che da diversi giorni sul livello nazionale stiamo vedendo che la curva rimane stabile o peggio, con una tendenza all'aumento, con un gran numero di decessi e con quindi una possibile ulteriore onda. Non dico che sarà un'ondata questa terza, diciamo temuta sequenza di diffusione del virus, ma credo siamo in un limbo e credo che l'approccio di arancione anche per il Veneto serva per valutare appunto come sarà l'andamento del prossimo futuro e sia più precauzionale. Mi rendo conto un'altra sofferenza per molte categorie di lavoratori. Se ho ben capito, professore, lei dice il Veneto in qualche modo paga la fascia gialla dell'autunno, quindi quel prolungamento, diciamo così, di giallo che era di fatto un unicum quasi a livello nazionale. Sì, sicuramente, ma il Veneto anche
sconta un'efficienza che è sicuramente stata fin dalla prima ora della capacità di fare molti tamponi e quindi di scoprire positivi, perché in questo momento può sembrare paradossale, ma più positivi troviamo, più li controlliamo, meno contagiano, perché la forza di questo virus sta proprio qui, nella grande capacità di diffondersi con infezioni senza sintomi clinici e quindi con una grande facilità di insinuarsi nelle famiglie e di incrociare nei soggetti più fragili o comunque anche giovani, con magari un momento di riduzione delle difese immunitarie, e qui picchiarci purtroppo, come abbiamo visto, duro. Quindi sicuramente non esiste un manuale di gestione della pandemia e ogni nazione ha cercato di trovare soluzioni a fronte di quello che deve essere un aspetto di responsabilità personale, cioè dobbiamo considerare che ogni contatto interumano in questo momento ha potenziale rischio basso. Dobbiamo quindi governare questo. Le disposizioni, che possono anche essere in alcuni casi ridicole o comunque ridicolizzabili, sono dei paletti per costringerci a ridurre forzosamente, se non lo si fa già in termini di responsabilità personale, per limitare la diffusione. Noi con il lockdown riusciamo solo a regolare i rubinetti dei contatti e, come dicevo, non possiamo continuare a tenerli chiusi per la vita sociale, per la qualità della vita, per gli studenti che sono in ammollo nella DAD magari non efficientissima, e quindi ribadisco, dobbiamo stringere ancora i denti. Io spero che sia un qualcosa che duri qualche mese, in funzione anche di una grande arrivo della vaccinazione, soprattutto della vaccinazione dei soggetti più fragili, che ci faranno ridurre il numero di morti, che è l'elemento più inquietante, perché se no ci si abitua a 500-600 morti in più rispetto a quello che è la norma della mortalità in Italia, e non ce lo possiamo permettere e non è etico, e il nostro Stato non può permettere una cosa del genere. So, professore, che a lei non piacciono le previsioni, però le chiedo, ecco, sulla base di quanto appena detto, quando saremo fuori da questa emergenza? Verosimilmente in primavera saremo fuori dall'emergenza, o perlomeno dal picco di questa emergenza? Sì, io voglio essere ottimista, perché mi danno un po' del corvo e perché ribadisco, a mio avviso, gli aspetti oggettivi che credo sia opportuno raccontare senza eccedere nell'allarmismo, ma nemmeno, ed è difficile, no? Invece sminuire i problemi. Diciamo che dipenderà dalla velocità e dalla copertura vaccinale. Io credo e spero che con un 20-30% di copertura vaccinale vedremo una riduzione degli effetti più pesanti, soprattutto perché, come sappiamo, ora sono i ricoverati nell'RSA e poi ci saranno i soggetti fragili, quindi andremo a proteggere le persone che hanno i guai più grossi, e quindi ci possiamo, a mio avviso, poi vivere e riaprire. Temo che però questo virus ci rimarrà in mezzo alle scatole ancora a lungo, e anche forse nel 2022, ma se arriveremo a un 70% di copertura complessiva avremo una convivenza molto più civile con questo virus e potremo quindi riprendere, diciamo, le abitudini, ovviamente con quelle sempre attenzioni che ormai abbiamo imparato, ma ovviamente con una maggiore serenità e la possibilità di recuperare una vita, direi, che oggi è a mezzo. Quindi, diciamo, professore, l'obiettivo minimo è raggiungere con la vaccinazione il 20-30% della popolazione. Di lì possiamo dire... E quella fragile soprattutto, esatto, perché sono, come si sa, quelli che hanno gli effetti più crudi di questa patologia. Quello è diciamo, il minimo, l'obiettivo minimo che ci dobbiamo prefiggere. E a tal proposito, cosa si sente di dire, professore, a quei colleghi medici, perché ci sono anche diversi medici, infermieri, operatori sociosanitari nelle case di riposo che rifiutano il vaccino, che non vogliono vaccinarsi. Recenti statistiche ci dicono che un medico di base su 5, per esempio nel nostro territorio, non è intenzionato a farsi il vaccino. Nelle case di riposo abbiamo un 60-70% di persone che fanno il vaccino, ma resta un 30-40% di soggetti che non sono intenzionati. Ecco, da medico che cosa si sente di dire a questi suoi colleghi?
Mi spiace, mi spiace perché io ho voluto farlo sin dal primo giorno, ma in un'ottica di dimostrazione che mi fido della sicurezza di questo vaccino e dei vaccini che seguiranno, perché posso confermare, essendo stato coinvolto non nella realizzazione di questi vaccini, ma in molti altri vaccini, che questi hanno avuto la stessa dimensione degli studi preliminari alla registrazione di questi, cioè in termini numerici, di numero di volontari che bisogna ringraziare che hanno fatto la sperimentazione. Quindi abbiamo la stessa valutazione sui rischi e sugli eventi avversi, che si conferma anche per questo vaccino essere limitatissimi, di tanti altri prodotti farmaceutici, farmaci o appunto vaccini. È chiaro che sulla vaccinazione un po' tutti abbiamo questo dubbio, perché se abbiamo un mal di denti feroce siamo disposti a ingurgitare qualsiasi pillola senza leggere il bugiardino, e se andiamo a vedere anche i FANS famosissimi, gli antidolorifici, andate a vederli se non avete sotto mano un bugiardino, c'è veramente ben di peggio come effetti collaterali rispetto alle vaccinazioni e a questa vaccinazione. Il guaio è che la vaccinazione è un approccio rispetto a un rischio futuro che a volte viene sottovalutato, e dico a molti colleghi che a mio avviso devono essere accompagnati e deve esserci a loro fatta formazione con documentazione scientifica, perché spesso ovviamente ognuno di noi si settorializza nell'aggiornamento e c'è il rischio che giusto appunto la materia che io insegno alla Statale di Milano, che è igiene e medicina preventiva, magari è l'unica aggiornamento che risale alla laurea ormai da un po' di anni rispetto alle novità, agli elementi di sicurezza e di capacità della biologia molecolare, della vaccinologia in generale, che in questi anni si sono attuati. Quindi su questo per quanto riguarda medici, infermieri, ma la stessa cosa la ribadisco per tutta la filiera degli operatori sanitari, perché ovviamente possono esserci degli eventi avversi, ma come ben noi sappiamo è di ogni cosa che noi facciamo, chirurgica o anche farmacologica in primis, ma anche vaccinale, però il rischio-beneficio è sempre a vantaggio, e noi come operatori sanitari dobbiamo considerare l'opportunità di difendere noi stessi, di difendere la nostra famiglia, perché in molti casi abbiamo infettato anche i nostri familiari, ma soprattutto il rischio è che contagiamo i nostri pazienti e soprattutto più fragili. Quindi è un'esigenza di rilanciare questo orgoglio professionale e di voler correre questi rischi, ma sapendo che questi rischi sono assolutamente irrisori e nulla rispetto alla possibilità di ammalarsi, perché lo sappiamo, chi ci rimette la vita sono soprattutto anziani, ma non solo, perché anche giovani hanno malattie di lunga durata, con effetti che si protraggono e di cui non conosciamo ancora gli esiti complessivi. E sicuramente ho avuto la fortuna di non mettermi il sacchetto in testa della CPAP, ma credo che sia l'elemento che dovrebbe convincere alla vaccinazione, perché respirare dentro un sacchetto di plastica è un'esperienza, io ho avuto solo la sfortuna ma di vedere altri soffrire così, però credo che lo si può immaginare essere un elemento incredibile e pesante. Rende molto molto bene l'idea, professore. Le faccio una domanda secca: se lei fosse il legislatore in questo momento, renderebbe obbligatorio quindi il vaccino? L'obbligatorietà sarebbe il sistema più efficace. Io spero che non si debba arrivare a questo, sarebbe una sconfitta. Io spero che queste esitazioni, alla luce anche degli esempi che via via la gran maggioranza dei colleghi stanno evidenziando e dimostrando eseguendo la vaccinazione, faccia seguire anche un po' gli indecisi di chi dice vai avanti te che poi vediamo se diventi blu, e se non diventi blu allora sì, esatto. Vengo anch'io. Le faccio un'ultima domanda, professore. Verosimilmente quando arriverà il via libera dell'EMA al vaccino di AstraZeneca, e quanto dovremo aspettare invece per il vaccino italiano di Reithera? Allora, siamo alla fase 1 per Reithera e quindi ci vorrà ancora, io credo, almeno 6 mesi, quindi da metà del prossimo di quest'anno. Il vaccino invece AstraZeneca appunto è stato autorizzato in Inghilterra con una procedura di emergenza che non è propria dell'EMA, che invece ha una metodologia di approvazione
diciamo un po' più stringente rispetto alla documentazione che viene richiesta agli sperimentatori e alle aziende farmaceutiche, ma credo che ci siamo, di fatto tutti sappiamo perché c'è questo rallentamento, semplicemente perché giustamente, come la prassi vuole, credo sia una dimostrazione di grande trasparenza e attenzione, si è visto in un sottogruppo di soggetti vaccinati nei trial clinici che era meglio la mezza dose all'inizio rispetto a una dose intera nella prima somministrazione. Tutto questo quindi formalmente, secondo le prassi strutturate degli studi clinici, necessita una revisione ricominciando da zero per confermare questa opportunità che non era prevista all'inizio, e quindi io credo, arrivando al sodo, 1 o 2 mesi per avere questa formalizzazione con dati aggiuntivi già in corso di raccolta. E questo consentirebbe di operare su larghissima scala, e arriviamo al dato di prima, quindi raggiungere quell'obiettivo del 70% che ci metterebbe al riparo. Professor Pregliasco, grazie davvero e buon lavoro, buona campagna vaccinale. Buone vaccinazioni, assolutamente. Grazie davvero al professor Pregliasco, virologo dell'Università di Milano, che in questi mesi ci sta aiutando appunto a orientarci nei meandri anche scientifici, sanitari di questa pandemia. 2 notizie veloci di cronaca, perché c'è un allarme valanghe in corso in Val Travenanzes. Siamo a Cortina d'Ampezzo, ci sarebbe una persona coinvolta sul posto, l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore con unità cinofila da valanga e squadre del soccorso alpino in movimento. Questo pochi istanti fa me lo comunica Tiziana Bolognani dalla redazione di Belluno. Poi c'è anche una notizia di cronaca che arriva da San Biagio di Callalta, quindi siamo nel Trevigiano, perché i carabinieri di Roncade sono intervenuti presso un'abitazione in Via Grande a Rovare di San Biagio di Callalta, dove un inquilino è stato colto da malore a seguito di intossicazione da monossido di carbonio provocata dalla fuoriuscita del gas contenuto all'interno di una stufetta posizionata all'interno della camera da letto. La persona in questione è stata trovata sdraiata sul proprio letto, priva di sensi dal fratello convivente che rientrava dal lavoro. L'interessato, si tratta di un uomo classe 1982, è stato trasportato all'ospedale di Treviso per le cure del caso, quindi per la camera iperbarica, e sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i militari intervenuti hanno trovato sia il personale sanitario ovviamente che i vigili del fuoco di Treviso. Questo quindi a San Biagio di Callalta. Avete sentito il professor Pregliasco che ci ha aggiornato sugli effetti sanitari, sulla situazione sanitaria epidemiologica che va di pari passo con quella economica, e chiaramente il Veneto in fascia arancione apre tanti interrogativi anche su questo fronte. Per fare il punto economico siamo collegati con il presidente di Unioncamere del Veneto, Mario Pozza. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Ecco, quindi la prospettiva adesso è rimanere per un'altra settimana di fatto in zona arancione. Che prospettiva è per le nostre imprese, Presidente? Ma più che altro una prospettiva che mette sempre di più in difficoltà le imprese del settore della ristorazione, del commercio, e quindi gli alberghi, tutte quelle legate al turismo, più che il settore produttivo legato al manifatturiero. Però purtroppo, se la situazione dal punto di vista sanitario non si riesce a controllarla, dobbiamo, tra virgolette, adattarci, perché viene prima la salute che tutto il resto. Comunque veniamo già da un periodo molto molto sofferto, e di conseguenza credo che questa ulteriore restrizione certamente andrà a incidere molto sul morale e sulla voglia di fare impresa.
Ecco, il morale quindi è ovvio dirlo, è anche scontato, ma è molto basso ed è sempre più basso, sostanzialmente, soprattutto tra alcuni addetti, penso per esempio a quelli della ristorazione. Beh, sicuramente, perché anche in questi giorni che eravamo un giorno un colore, un giorno un altro colore, già pensare che un ristorante apra per 2 giorni veramente da chi fa mettere in campo questi provvedimenti non capire e non sapere come funziona un'attività. La ristorazione non puoi aprirlo dal mattino alla sera, perché c'è tutta a monte un lavoro di fornitura di prodotti freschi che hanno bisogno ovviamente di essere preparati, ma quando arrivano devono essere consumati, non è che li puoi ordinare alla sera per la mattina, e poi devi quantificare quanto prodotto ti serve e di conseguenza rischi che ti rimanga del prodotto che ne rimani senza. Però purtroppo è una situazione che stiamo vivendo dal marzo dell'anno scorso, c'è tanti provvedimenti, ma soprattutto non c'è poca conoscenza del mondo del lavoro, del mondo dell'impresa, e questo fa sì che si sia aggravata la situazione, perché ci devono stare questi provvedimenti, ma però possono essere anche provvedimenti presi con certa cognizione di causa, sapendo come funziona un'attività, così assolutamente è inconcepibile. Ecco, questo mi trasmettono gli imprenditori, il rammarico, perché chi fa adottare questi provvedimenti non ha padronanza, conoscenza di come funziona un'azienda. Tra l'altro ieri il governatore Zaia, che appunto pochi minuti dopo l'attribuzione di fascia arancione al Veneto ha ribadito: qui servono ristori immediati. Si pone il problema dei mesi scorsi, ma di fatto l'anno nuovo è iniziato con le vecchie abitudini. Prima i provvedimenti di blocco, poi i ristori magari collegati ad altri decreti che non sempre sono né conseguenziali né automatici. Quindi il tema dei ristori è centrale, ovviamente, Presidente. Sì, il tema dei ristori è da parecchio tempo che lo diciamo, cioè tanti provvedimenti a pioggia non servono a niente, è bene mettere in campo dei provvedimenti seri in modo tale da dare anche certezza all'imprenditore che ci sia un sostegno da parte dello Stato. Dico questo perché i 2-3 mila euro, i 5 mila euro non ti risolvono il problema se tu hai un calo del fatturato del 30, del 40 o del 50%, assolutamente, anche se sono stati dati o vengono dati in più volte. Lì ci vuole un intervento strutturale su cosa? Su quello che l'imprenditore deve fare quotidianamente e periodicamente, ossia ci sono dei costi fissi nell'azienda, ci sono delle tasse da pagare, i contributi, ecco, lì ci vorrebbe un intervento mirato a quel tipo di aiuto per l'impresa, non sicuramente dare che i 2-3 mila euro, come dicevo, perché non risolvono assolutamente il problema, anzi direi che portano anche ad aggravare quello che è, perché si prolunga la dipartita dell'impresa in tanti casi, quindi dobbiamo pensare di mettere in campo strumenti seri, lo abbiamo detto e ripetuto. Presidente, ci sono dei problemi di collegamento. Vediamo, si sta ricollegando il presidente della Camera di Commercio Treviso Belluno, Mario Pozza, che è anche presidente di Union Camere del Veneto. Mi sente adesso, Presidente? Sì, la vedo. Sì, sento. Mi vedete? Purtroppo è uno dei problemi che abbiamo, mi sto collegando con la rete wifi, ma lo diciamo da mesi, questa rete non funziona e dovrebbe essere uno degli elementi di rilancio. Diciamo che stiamo parlando, ci stiamo arrovellando sul tema del 5G, ma in tanti casi e in tanti luoghi non è arrivato nemmeno, cioè non c'è nemmeno la banda larga, insomma. Diciamolo questo. Esattamente. È in cantiere, però non si riesce assolutamente a metterla in campo. E sappiamo quanto conta, e abbiamo visto poi anche, c'è un recente studio proprio di Union Camere sull'occupazione, dove abbiamo perso il 30% di contratti di lavoro a livello nazionale, quindi vuol dire 1.400.000 contratti di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato persi, non realizzati. Però ci sarebbe una richiesta di professionalità e di competenze legate alla digitalizzazione, quindi i tecnici, ingegneri, eccetera,
che non sono sufficienti per la richiesta delle imprese. Pensate, è uno dei paradossi questo, uno dei paradossi. Sì, è uno dei paradossi. Pensate, su 10 imprese, almeno 4 imprese chiedono tecnici specializzati in questo campo e non ci sono. Però se dopo abbiamo i tecnici, abbiamo le competenze, però non abbiamo la rete di supporto, dove andiamo? Punto di domanda. Quindi qui apriamo tutta la tematica, diciamo, delle competenze digitali, delle competenze 4.0 che vanno supportati e con interventi specifici da parte del legislatore e anche da politiche di orientamento che negli anni sono mancate fondamentalmente, perché non si riesce mai a incrociare questa domanda e offerta di lavoro ed è per l'appunto paradossale soprattutto in tempi come questi. Sì, purtroppo noi non abbiamo un collegamento tra il mondo della scuola, della formazione e il mondo del lavoro produttivo e propedeutico a indirizzare i giovani in quelle competenze che vengono richieste, sapendo poi che i tempi sono anche lunghi, quindi abbiamo tanti ragazzi che magari si rivolgono a delle competenze, quindi a dei corsi universitari che non trovano dopo magari sbocco professionale, e questo è uno dei limiti, oppure non riusciamo a trovare ragazzi che frequentino gli ITS, gli istituti di specializzazione, che sono intermedi tra la laurea e la scuola media superiore, un diploma di scuola media superiore. Ad esempio a Belluno non siamo riusciti a mettere in campo un corso di questo tipo qui. A Oderzo lo stesso, un campo legato, una materia legata anche al settore della meccanica, non si riesce a trovare studenti per indirizzarli. Quindi c'è la volontà del mondo dell'impresa, c'è la volontà di queste competenze, di trovare questi giovani, però non si trovano. E senta Presidente, ieri Federico Capraro, Presidente di Confcommercio Treviso, Dania Sartorato, Presidente della FIPE di Treviso, quindi esercenti sostanzialmente, hanno parlato molto espressamente e in verità il Presidente Capraro lo fa da un bel po' di rischio tenuta sociale. Lo stesso Capraro ai nostri microfoni ha parlato del pericolo di un dramma sociale vero e proprio da qui alle prossime settimane. Lei condivide questi timori? Anche in vista diciamo così, perché poi finirà anche il blocco dei licenziamenti prima o poi, e questo lo sappiamo, insomma. Ma sono dei timori fondati perché, come diceva lei adesso, siamo bloccati dai provvedimenti governativi. Se l'impresa ha avuto qualche ristoro non lo può fare. Sappiamo che poi i licenziamenti sono fermi e una volta quando si liberalizzerà tutto questo sicuramente avremo delle ripercussioni, e questo crea preoccupazione, perché non hai un paracadute, non hai una cassa integrazione, cioè l'imprenditore non ha tutto questo. Per questo dico ci vogliono provvedimenti mirati e non si può pensare di salvare un'impresa con un ristoro temporaneo o altro. L'impresa ha bisogno di certezze e soprattutto di sentire che l'istituzione ti è a fianco, perché se l'impresa vive crea occupazione, crea investimenti e quindi di conseguenza paga le tasse, poi una volta che paga le tasse quei soldi lì cosa servono? A pagare la cassa, le medicine, la cassa integrazione, le infrastrutture e quant'altro. Se si ferma questa catena e un territorio come il nostro poi, perché non dimentichiamo che il Veneto, Emilia Romagna e Lombardia sono insomma il locomotore di questo paese. Senta Presidente, un'ultimissima battuta. Lei ovviamente sta osservando, immagino, quello che sta succedendo a Roma. Ieri sera c'è stata l'ennesima riunione di maggioranza, l'ennesimo vertice, nel governo si è sfiorata ancora una volta la rottura, la tensione è a 1000. Il mondo delle imprese come giudica queste dinamiche romane? In 30 secondi. Guarda, in 30 secondi le dico questo: i teatri sono chiusi, però abbiamo un teatro romano che ci tiene quotidianamente vivi, svegli, con le loro beghe e con le loro storielle, per rimanere lì e non dare un segnale chiaro che c'è un governo che pensa al paese, ma invece qui uno dice no, tu pensi alla poltrona che non conti niente, l'altro no, cioè veramente è un teatrino quotidiano, e questo è quello che le imprese dicono. Ormai siamo al limite della sopportazione
dimensione di quanto sta accadendo a Roma. Presidente, la ringrazio davvero, buon lavoro a Mario Pozza, Presidente di Union Camere del Veneto e della Camera di Commercio di Treviso Belluno. Buon lavoro davvero. E noi adesso andiamo in pubblicità, subito dopo, qui in studio con me ci sarà il direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli, tanta altra cronaca e approfondimenti. A dopo. Eccoci di nuovo in studio, ve l'ho preannunciato poco prima della pubblicità, sono qui con il nostro direttore, con il direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli. Buongiorno direttore. Ciao Cristian, ciao. Eccoci, i temi sul tavolo sono tantissimi anche oggi, ci ritroviamo con un Veneto in fascia arancione perlomeno per un'altra settimana, con le imprese che chiedono ristori che non arrivano, con una crisi di governo che di fatto ieri ha raggiunto un altro, diciamo così, picco, ma che di fatto non si compie. Quindi ci sono tanti livelli, regionali, nazionali, europei, internazionali, con quello che è successo negli Stati Uniti. Qual è la tua visione, qual è il tuo sentimento in questo momento, direttore? No, io sono qui per parlare, però prima di tutto, ed è per questo che sono qui, di una notizia. La notizia è che d'ora in poi il sindacato dei giornalisti del Veneto e l'ordine dei giornalisti del Veneto interviene sui titoli, perché questo è accaduto e trovo che sia una notizia da prima pagina e sono qui per questo. Abbiamo mandato in onda una puntata sull'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti e questa puntata è andata in onda il giorno dopo l'assalto perché quella sera, purtroppo, tra virgolette, dal mio punto di vista, c'era un concerto, no? Per l'Epifania e quindi noi l'assalto non abbiamo potuto seguirlo in diretta, così avremmo fatto. Il giorno dopo, ovviamente, siamo tornati sull'argomento, perché si tratta di una pagina nera della democrazia americana, un fatto sconvolgente, riprovevole, condannabile. Siamo tornati, ovviamente, sull'argomento con ospiti in studio, c'erano parlamentari, ex parlamentari ed è stato un dibattito molto civile e pacato, cioè tutti coloro che sono intervenuti, me compreso, non hanno potuto far altro che esecrare quello che è successo, non si poteva e non si può dire altrimenti. Abbiamo fatto addirittura vedere, com'è nel nostro stile, una sigla in cui Donald Trump cantava, è ovviamente una parodia, no? Proprio in cui diceva Don't Stop Me Now, era un vecchio brano dei Queen, e poi addirittura una gag in cui si vede Trump portato via di peso dalla scrivania, messo su un camion e allontanato dalla Casa Bianca, no? Quindi il 25esimo emendamento così con un taglio da farsi, e poi quello che probabilmente potrebbe accadere con l'impeachment di cui si sta parlando molto. Allora, il titolo di questa puntata, no, è stato, per andare oltre la notizia, ma voi assaltereste il Parlamento? Quando fai un talk non fai un titolo di cronaca, fai un titolo di maniera per alimentare il dibattito, no? Per cui fai anche delle provocazioni. Insomma, l'Ordine dei giornalisti del Veneto e il Sindacato del Veneto, che dovrebbero difendere il pluralismo e soprattutto la libertà di espressione e di stampa, esce con un comunicato congiunto in cui si parla di concetto eversivo e di assecondamento di derive autoritarie. Allora, io ho lavorato con Indro Montanelli 10 anni, sono stato il suo caporedattore centrale, era oltre una porta a vetri. Io queste cose non le racconto perché sembra che qualcuno poi se ne possa vantare, no? Io ero un modesto allievo di Indro Montanelli, sono stato direttore di 4 giornali, 4 quotidiani. La Libertà di Piacenza, l'Indipendente dopo Feltri, il Giornale di Vicenza e il Gazzettino. È la prima volta che un organismo che dovrebbe tutelare i giornalisti, oltre che ovviamente perseguirli in caso di gravi errori, è la prima volta che mi capita
di sentirmi bacchettare perché abbiamo fatto un titolo eversivo. Un titolo eversivo è chiedere alla gente: ma voi assaltereste il Parlamento? In un clima così difficile, con una pandemia che sta portando dei dati drammatici, con tutto quello di cui i giornalisti si devono e dovranno occuparsi anche prossimamente, con una situazione drammatica dei giornali, della carta stampata e non solo, con giornalisti disoccupati, giornalisti sottopagati, collaboratori, soprattutto freelance, che prendono 5 euro a pezzo e fanno pezzi a volte di giudiziaria, non avendone, diciamo, rischiando anche sulla loro pelle quello che può accadere loro sul versante del penale. Ecco, in tutto questo, con diciamo, l'uragano di fake news che abbiamo, di notizie false, di informazioni sgangherate, devastanti, l'Ordine dei giornalisti del Veneto e il Sindacato dei giornalisti del Veneto si occupano di noi per un titolo. È qualcosa di sconcertante, di clamoroso, e loro dicono un titolo inaccettabile. No, inaccettabile è che chi dovrebbe tutelare anche l'indipendenza, l'autonomia dei giornalisti, ripeto, e perseguire coloro che sbagliano, sollevino un polverone di questo genere per un elemento essenziale del nostro lavoro: i titoli. Io di titoli ne avrò sfornati migliaia in 40 anni, nessuno mi ha mai detto niente, non accetto che qualcuno all'interno o all'esterno del sindacato si metta a dire la sua, a sentenziare, a dare giudizi. Noi siamo liberi, io scriverò e titolerò quel che mi pare fino a quando lo potrò fare. Tu rivendichi la tua libertà di giornalista e non solo di giornalista, sostanzialmente. Di giornalista e di cittadino, nel senso che io non accetto mordacchie e censure. Ricordo a questi signori che intervengono così a gamba tesa su queste pinzillacchere, avrebbe detto Indro, su queste quisquiglie, che il sottoscritto lasciò il giornale in cui lavorava, cioè il giornale di Montanelli, per andare alla Voce, rischiando l'osso del collo con tanti altri colleghi, perché Berlusconi era arrivato dicendo: d'ora in poi non userete il fioretto ma il mitra, no? Quindi quel giornale sarebbe diventato un giornale di partito e noi ce ne andammo verso altri lidi e ne pagammo anche le conseguenze, restammo tutti disoccupati. E questi signori vengono a dire a me che non posso fare un titolo, ma se lo scordino. Io faccio i titoli che ritengo giusto fare, questa redazione può fare altrettanto perché ha sempre avuto la massima autonomia e la massima indipendenza, la massima disponibilità da parte mia, dei vertici di questa azienda. Quindi noi continuiamo a fare il nostro mestiere, non ci facciamo condizionare da nessun tipo di censura o di intimidazione come questa, perché qua poi si limitano così a prendere le distanze. Denunciate, fate delle denunce, andate dalla magistratura se qualcuno ha diffamato qualcun altro, se ci sono stati commessi dei reati, se abbiamo detto cose che sono considerate penalmente perseguibili, fate le vostre denunce, perché questo prendere le distanze non serve assolutamente a nulla. Questo accade in un momento in cui appunto si invoca da un lato la libertà di stampa e di espressione e dall'altro si dà, diciamo, ovviamente prova di una intolleranza diffusa che però non dovrebbe albergare nell'animo di chi per mestiere e per dovere ha una funzione all'interno dell'informazione molto importante come quella dell'ordine e del sindacato. Direttore, a tal proposito approfitto del fatto che sei qui partendo da questo spunto che è uno spunto di cronaca, perché di questo stiamo parlando, dal tuo osservatorio privilegiato, tu che hai sempre esercitato questo articolo 21 della Costituzione nel tuo lavoro, com'è cambiata l'informazione ai tempi della pandemia?
Che cos'è cambiato in questo ultimo anno anche nei meccanismi della comunicazione? Mi interessa un tuo parere. Beh, intanto ovviamente c'è una concentrazione di notizie sul Covid, cioè io lo vedo anche quando facciamo i programmi che in questo caso sono stati messi sotto accusa con questo comunicato congiunto. Quei programmi di approfondimento sono condizionati dalla pandemia, insomma, no? Quando tu devi comunicare così puntualmente, in maniera precisa come fa tutta la nostra squadra, il passaggio da fasce gialle ad arancioni, eventualmente a rosse, quando la gente si chiede se può uscire, se può passare da un comune all'altro, se deve restare nella propria regione, chi può vedere, con chi può continuare a lavorare. Beh, insomma, il nostro lavoro è di essenziale importanza. Anche noi ovviamente siamo molto a volte disorientati, perché di fronte a tante notizie che arrivano da più fonti devo dire che insomma, ci si ritrova in situazioni anche complicate. Però l'importante poi è fare sintesi, come facciamo noi con le nostre 4 reti, e cercare di dare con la massima trasparenza, con la massima obiettività e verificando tutte le fonti quello che la gente si aspetta di sapere. Vedi, io torno su questo argomento e sono qui per questo, non per parlare d'altro, perché io avrei compreso se il sindacato veneto dei giornalisti e l'Ordine dei giornalisti avesse eccepito in merito al programma. Cioè, se qualcuno mi dice lei non è intervenuto quando uno degli ospiti ha detto cose irriferibili, avete fatto apologia di qualche regime autoritario, avete difeso a spada tratta Trump e non avete dato la parola a tutte le parti in causa. Lì c'era la sinistra, c'era il centro e c'era la destra, come c'è sempre in tutte le sere a Focus, nessuno escluso, e su tutte le nostre reti. Perché noi stiamo attenti in par condicio a dare la voce a tutti, senza nessun limite e senza nessun pregiudizio. Io trovo offensivo che si venga a dire al nostro gruppo Media Nord-Est che abbiamo fatto un titolo che asseconda una deriva autoritaria. Ma come vi permettete? Come vi permettete? Venite qui a dirmelo in faccia. Invece di chiamare l'editore, venite da me a confrontarmi in trasmissione o nel mio ufficio. Abbiate il coraggio. Grazie. Quindi perché c'è un lato professionale e anche un lato umano. Questo lei vuole ribadire? Scusa Cristian, ma se io devo dare un giudizio su un articolo o su un programma, io me lo guardo, controllo anche le virgole. Quando fate i vostri articoli, non è che un direttore lascia passare tutto, non sta attento, perché rischia anche di prendersi delle querele. Cioè, voglio dire, è anche giusto, è anche comprensibile che chi si sente leso, diffamato, possa chiedere un risarcimento. Quante volte è capitato? Quante querele ho visto in 40 anni, no? Molte delle quali erano cosiddette temerarie, perché ovviamente quando si tratta di tentare di spillare dei soldi si inventano anche delle querele, ma molte sono giuste. Però voglio dire, per giudicare, sputare sentenze sul nostro lavoro bisogna stare molto attenti, bisogna documentarsi, bisogna leggere riga per riga, valutare cosa è stato detto, così come si valuta in par condicio, a seconda di quanta gente hai di una parte e dall'altra. Ci deve essere equilibrio, ci deve essere apertura, ci deve essere comprensione, bisogna dissociarsi quando qualcuno va sopra le righe. E qui nessuno ha visto il programma. Questo programma non è andato sui siti perché c'erano immagini che abbiamo riportato
dalle televisioni americane che bloccano per motivi di copyright. Per cui questo programma sui social non è andato, non si è visto. Chi ha visto il focus di quella sera? Tutto il sindacato dei giornalisti del Veneto? Tutto l'ordine dei giornalisti del Veneto erano lì incollati davanti al televisore? Beh, oddio, guardando i nostri ascolti può darsi. Può darsi che fossero tutti lì, perché altrimenti non si spiegano. Però dubito, forse hanno di meglio da fare a quell'ora, mentre noi siamo in diretta, soprattutto dal 21 febbraio ad oggi, con gli ospiti, i plexiglass, le mascherine, 30 ospiti alla settimana che vengono dall'esterno. Voglio dire, siamo lì. Quindi vuoi vedere che erano tutti lì a vedere il nostro programma? Ma dubito. E allora, cari colleghi dell'Ordine dei giornalisti del Veneto e del sindacato, quando sputate le vostre sentenze, a volte giuste, a volte legittime, a volte completamente sbagliate, guardatevi i programmi, seguiteli, fatevi dare la cassetta o il DVD o quello che è, guardatele prima di dire che un programma asseconda una deriva autoritaria, guardatele attentamente. Ti posso fare un'ultima domanda? Come no? C'è, secondo te, a questo punto un eccesso di politicamente corretto? Rischiamo che questo eccesso ci porti all'estremo opposto? Ma non c'è dubbio, cioè politicamente corretto, io non so cosa si intenda per politicamente corretto, io so cosa sono le notizie, so cos'è la libertà di espressione, cosa si possa dire e cosa non si possa dire. Io non ho mai diffamato nessuno nella mia carriera, ho preso sempre querele da parte per omesso controllo, così è il reato, ricevute attraverso articoli e titoli dei miei colleghi che fanno un lavoro delicato e spesso si può sbagliare un titolo, si può sbagliare un articolo e per questo si viene perseguiti e se condannati si deve risarcire. Ma voglio dire, al di là di questo, noi non abbiamo altri compiti da svolgere, dobbiamo dare le notizie, fare i nostri commenti, perché c'è il pluralismo, la libertà di espressione. Cioè, voglio dire, io ho scritto non so quanti fondi sul giornale di Montanelli, non so quanti fondi sul Gazzettino, fogliettoni, non mi è mai capitato di essere additato come qualcuno che appoggia derive autoritarie, no? No? Inaccettabile, un titolo, una provocazione inaccettabile. Ma non so se guardano altri programmi televisivi i colleghi dell'Ordine dei giornalisti del Veneto e del sindacato, li vedete? Vedete cosa c'è? Intervenite su presunte paladine delle donne che alimentano delle risse tra donne, mortificandole, su quello intervenite? Dite la vostra? No, il titolo: ma voi assaltereste il Parlamento? Questo, diciamo, questo è un delitto di cui bisogna occuparsi. Tra l'altro è una domanda, quindi no, è una domanda che lascia aperte diverse... Ecco, bravo. Cioè, domandare è lecito, rispondere è cortesia. Uno fa una domanda, cos'è un'affermazione? C'è in qualche modo, può essere considerato un titolo esortativo? Ma voi assaltereste mai il Parlamento? Questo era il senso, no? È il senso di quel titolo. C'è qualche modo di dimostrare che un titolo del genere possa incitare alla rivolta, no? All'assedio dei palazzi della politica? Guarda, tra l'altro, forse ho detto fin troppo. Direttore, solo 2 minuti, perché avevamo tra l'altro le immagini dell'assalto a Capitol Hill, quindi vorrei la tua cronaca delle immagini che vediamo adesso. Ecco, questo è il momento, se vogliamo, dello sfondamento. Queste sono le immagini che hanno fatto il giro delle televisioni mondiali. Ecco, il cronista, non solo il direttore, il cronista Luigi Baccialli, come le interpreta? A policeman is trying to stop the riot, climbing up the stairs of the Capitol Hill offices. Lo posso fare in americano perché sono stato negli Stati Uniti e li conosco bene.
Cosa vuoi? È qualcosa di spaventoso, cioè di spaventoso e di non prevedibile, perché sappiamo benissimo che nel Midwest, da cui arrivano la gran parte di questi scalmanati, tra cui c'era anche un italo americano, e cioè quell'Angeli che si è presentato vestito da bisonte, c'è la rabbia che non cova neanche sotto la cenere, cioè negli Stati Uniti, anche in seguito alla vicenda del Covid, tutti questi lavoratori, questi farmers che arrivano dalle zone più colpite, sono arrivati perché a loro Biden non piace, perché Biden è sempre stato additato, anche devo dire comprensibilmente da Trump, come quello che he wants to open everything. Dice, lui vuole aprire tutto, no? E questa è l'accusa. E questi non vogliono che sia tutto chiuso. Questi girano senza mascherina. Questi sono andati in migliaia davanti a Capitol Hill senza mascherina. Cioè un super assembramento le cui conseguenze possiamo soltanto immaginare. Quindi voglio dire, era prevedibile, dopodiché se tu non proteggi Capitol Hill come era stato protetto anche durante il Black Lives Matter, no? Durante quella manifestazione c'era tutta la Guardia Nazionale schierata lì c'erano 4 poliziotti, per fortuna è andata così, nel senso che per fortuna, tra virgolette, 5 morti e decine di feriti, ma poteva essere un massacro, perché se lì uomini armati che vengono dal Midwest si mettono a sparare in seguito ad altri colpi d'arma da fuoco, veniva fuori una carneficina, per cui fortunatamente li hanno fatti entrare, hanno fatto il loro banchetto, si sono fatti vedere con i piedi sulla scrivania di Nancy Pelosi, ma è finita lì. Però questo l'hanno raccontato tutti, non ci sono state omissioni, c'è la televisione che riprende, che dà e che titola e che commenta in un modo o nell'altro. Quindi fondamentalmente gli Stati Uniti, che sono la culla della democrazia, sono anche la culla del pluralismo, e tutto quello che è accaduto ovviamente non è stato nascosto. Io vedo gente in questo paese che anche per dire qualche banalità si mette con le spalle verso la telecamera, no? Dobbiamo avere il coraggio e l'onestà di anche metterci la faccia, è quello che noi facciamo, vogliamo poter lavorare liberamente senza che qualcuno venga dalla propria cattedra a impartirci delle lezioni. Non ne abbiamo bisogno. Messaggio forte e chiaro. Grazie direttore, Grazie, se vuoi rimanere con me, adesso ho collegato, tra l'altro penso abbia seguito il tutto l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto che saluto molto, però devo andare perché ho un altro impegno. Buongiorno assessore. Buongiorno direttore, in bocca al lupo. Sono con lei. Grazie molto. Grazie assessore, arrivederci. Grazie direttore, arrivederci, grazie, buon lavoro. Ecco, assessore Marcato, l'ho fatta aspettare qualche minuto, ma era giusto fare questo tipo di punto che riguarda ovviamente la nostra emittente, il nostro gruppo. Dall'inizio abbiamo raccontato di un Veneto in fascia arancione, perlomeno fino al 15 di gennaio. Abbiamo sentito il virologo Pregliasco, poi il presidente di Unioncamere del Veneto. La situazione resta da molti punti di vista tesa. Quello che manca di fatto, questo finora abbiamo in qualche modo sintetizzato, sono questi ristori. Zaia continua a chiederli in maniera immediata, solo ieri ha detto il governo faccia presto. Immagino che lei, assessore, sia sulla falsariga. Allora, intanto sono contento che siamo in fascia arancione per tutti quelli che quando c'è stata la decisione da parte del governo di lasciare il Veneto in fascia gialla hanno urlato allo scandalo, perché così facendo toglievano i ristori alle nostre attività. Perché ho sentito anche questo, quindi adesso che siamo finalmente in fascia arancione, tutti questi denigratori saranno felicissimi di avere nuove restrizioni. Il tema vero, come dice lei, è esattamente il tema dei ristori, cioè io capisco che il ristoro per sua definizione
è un palliativo momentaneo, è appunto un ristoro, cioè è un intervento blando che serve a ristorare appunto una criticità del momento. Però qua si vede davvero poca roba. Cioè di fronte a perdite di fatturato straordinarie, i ristori messi a punto dal governo sono una cura omeopatica che di fatto però di strutturale non ha assolutamente nulla. E governo che ormai lo diciamo da un mese è in bilico, però ieri sera si è consumato l'ennesimo strappo, si è sfiorata la crisi anche ieri sera, pare ci sia un rinvio del rendezvous alla prossima settimana, quindi lunedì, martedì con il nuovo Consiglio dei Ministri. Dal suo osservatorio, Assessore, che spettacolo è e che interpretazione si dà? È uno spettacolo tragicomico. Assessore, abbiamo problemi di linea? Mi sente? Si sta ricollegando l'assessore Marcato, che è riuscito a elaborare subito un concetto molto sintetico ma efficace. Chiedo se per caso riusciamo a ripristinare. Vedo che sta tentando di ricollegarsi, perché appunto il tema è questo. C'è una... mi sentite adesso? Sì, adesso scusate. la sento, Assessore. Eccoci qua. No, la considerazione è la seguente: quello che è drammatico è che noi sentiamo dalla mattina alla sera intellettuali, giornalisti, politologi, gente che sa, insomma, esperti, a dire che non si può assolutamente andare al voto perché siamo in piena crisi pandemica, perché sarebbe un atto politico irresponsabile, mentre avere un governo che dalla mattina alla sera fa riunioni per capire quali careghe dare per poter sopravvivere e non decide, invece questo va bene. In piena crisi pandemica avere un governo fantasma, questo va bene. Cioè, invece di parlare delle aziende che chiudono, dei dipendenti che non avranno più un lavoro, dei cittadini chiusi in casa e di un fatturato che langue, noi ci preoccupiamo di togliere un ministro piuttosto che un altro e di fare mediazione di basso, invece questo è sano, questo va bene, questo è responsabile. Ma a questo punto, Assessore, cosa si augura? Un Conte-ter, di ritornare alle urne, un governo di unità nazionale? Che cosa? Perché è chiaro che così non si può andare avanti. Ma che cosa vuol dire governo di unità? Queste sono tutte definizioni che i ben pensanti usano per... C'è ancora qualche problema con il collegamento oggi, la linea non ci assiste. Vediamo solo un attimo, perché vedo che l'assessore sta ritentando il collegamento. Vediamo se riusciamo a ripristinare, o altrimenti... Facciamo così, Assessore, se può rimanere fermo un attimo ancora, e mi porterei su Venezia con la nostra Anna Maria Parisi, non so se ci sente. Anna Maria, ci senti? Per sì, un aggiornamento. Sento, sono collegata. Eccoci, Anna Maria, che si trova all'esterno dell'unità di crisi di Marghera, con Sandro Ponchio. Com'è la situazione? Esatto. Oggi non c'è la conferenza stampa di Zaia, ma... Ciao Christian. No, non c'è la conferenza stampa di Zaia, ma mentre noi ci troviamo qui da via Paolucci, dall'ingresso principale della sede della Protezione Civile regionale, è appena terminata, proprio in questione di pochi minuti fa, una manifestazione che si è tenuta sul retro, praticamente dall'ingresso posteriore di via Longhena. Una manifestazione che ha visto protagonisti esponenti dell'ANPI del territorio, quindi del veneziano, con il PD e Rifondazione Comunista, che chiedevano, come hanno già più volte chiesto e ribadito anche ieri al termine del loro incontro regionale, visto la recrudescenza, chiamiamola così, del numero in crescita dei positivi, chiedevano che il governatore Zaia prendesse dei provvedimenti restrittivi con la zona rossa. Detto questo, invece, i dati di oggi, del bollettino di oggi,
evidenziano come ci sono 2.540 positivi ricoverati in più rispetto alla giornata di ieri in area non critica e 349 invece il totale dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 2.889 pazienti positivi al Covid e in cura negli ospedali veneti. Sono 82 i decessi, 3 in più rispetto al bollettino delle 17 di ieri pomeriggio, e in totale 2.052 nuovi casi di contagio nel Veneto, 281 dei quali in provincia di Venezia. Ricordiamo che in regione il numero ha toccato quota 89.451. I nuovi positivi invece, se vuoi i dati per il singolo territorio provinciale, a Padova vedono 325 persone in più, 321 a Treviso, Verona è quella che ne registra un numero maggiore con 572 persone in più, quindi Venezia, come ti avevo già detto, 281 persone in più, Belluno 106, Rovigo 146 e Vicenza 263. Questi sono i dati del bollettino di oggi comparato con quello di ieri. C'è da dire che oggi siamo tornati, come hai ampiamente detto con il tuo ospite in precedenza, siamo tornati in zona arancione e continueremo adesso fino al prossimo 15 gennaio, ma qui in Veneto, per effetto dell'ultima ordinanza regionale, quella del novembre scorso, oggi sabato e così anche domenica i negozi invece saranno e sono chiusi, ad eccezione per bar e ristoranti che, sappiamo, pur essendo chiusi, effettuano il servizio di consegna a domicilio fino alle 22. Restano aperti i servizi essenziali, quelli di farmacie, tabacchi, parafarmacie ed edicole. E questo è tutto per quanto riguarda gli aggiornamenti di oggi. Se hai domande da studio, Cristian. Sì, tra l'altro ricordiamo anche, Anna Maria, hai fatto un quadro puntualissimo, che c'è tutta la partita delle scuole superiori, e di per sé in fascia arancione ci potrebbe essere la didattica a distanza del 50%, ma in Veneto è operativa fino a fine mese l'ordinanza di Zaia, che continua a rivendicare la bontà di questa misura. Quindi c'è anche questo delle scuole superiori. Esatto, sì, esatto, e infatti nella manifestazione che è appena terminata, di cui vi dettaglieremo nel corso del TG della sera, come sempre, chiedevano i manifestanti, parecchie persone in verità, che l'estensione del monitoraggio dei tamponi a tutta la popolazione, chiamiamola così, studentesca del Veneto, ma non soltanto per il rientro a scuola previsto per febbraio. A questo punto, sempre che intervengono nuovi aggiornamenti, nuove notizie con nuovi contagi, ma anche per tutta la durata dei corsi scolastici. Certo, questo vedrebbe un aggravio dei costi esorbitante. Non so sinceramente se sia possibile, Cristian. Assolutamente, Anna. Io ti ringrazio. Anche perché sappiamo che ti fai il tampone. Va bene. Sì, no, certo. Volevo dire semplicemente una postilla, che ti fai il tampone oggi, ma non è che se te lo fai da qui e sei coperto fino ai prossimi 15 giorni. Bisogna capire anche i contatti che hai avuto in precedenza e quelli che avrai in seguito, perché te lo fai oggi, ma se puoi risultare negativo, ecco che nell'arco di un paio di giorni, 2 o 3 giorni, potresti avere i sintomi se nei giorni precedenti hai frequentato a tua insaputa persone, certo, che poi sono risultate essere positive. Diventerebbe una gestione molto complessa. Ci vuole accortezza e prudenza. Assolutamente. Anna Maria, grazie mille, grazie davvero a tutti i dettagli questa sera, come dicevi te, grazie a partire dalle 19 nel telegiornale di Venezia. Grazie ad Anna Maria Parisi, che si trova all'unità di crisi con Sandro Ponchio. Rimaniamo solo per un istante nel veneziano prima di andare in pubblicità, perché questa mattina si sono tenuti i funerali del sindaco di Dolo
Dolo, Alberto Polo, scomparso lunedì scorso dopo una lunga malattia per un malore comunque improvviso. Era ricoverato all'ospedale di Mirano. Questa mattina solo pochi intimi, familiari, gli amici più stretti e le autorità hanno potuto partecipare in presenza all'ultimo saluto al primo cittadino deceduto per l'appunto prematuramente una settimana fa circa. Alla cerimonia, ristretta a causa delle normative anti-Covid, ha potuto comunque assistere l'intera comunità di Dolo su YouTube via streaming, quindi come vedete queste sono le immagini che sono state poi anche diffuse dallo stesso comune di Dolo. Aveva molto da condividere e donare, queste le parole di Don Francesco Mascotto, parroco di Dolo, di fronte alla morte del sindaco. Facciamo fatica, ha detto ancora Don Mascotto, non capiamo come questa morte e tutte le morti possano essere volontà di Dio. Nonostante il passare dei giorni sentiamo forte questo peso nel cuore che non vogliamo portare da soli, abbiamo bisogno di condividere. Che difficile poter parlare con ogni persona in paese e accogliere rammarico e tristezza, le parole del parroco. Il corpo del sindaco Polo sarà cremato domani, domenica 10 gennaio, invece sarà celebrata una messa in suffragio a partire dalle 18:30. Come comunicato peraltro nei giorni scorsi, appena le condizioni sanitarie lo renderanno possibile, l'amministrazione sanitaria si impegnerà a organizzare un momento di commemorazione civile aperto a tutta la cittadinanza di Dolo. Ancora cronaca, politica e attualità subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta, prosegue il nostro percorso anche in questo sabato 9 gennaio, un sabato che è nuovamente arancione con tutte le implicazioni sociali, economiche e anche politiche e istituzionali. Purtroppo non riusciamo a ricollegarci con l'assessore regionale Marcato, ci sono stati problemi di linea, lo faremo ovviamente nelle prossime edizioni. Marcato, che avete sentito, ha attaccato l'esecutivo soprattutto sul fronte dei ristori, ma questa è un po' la linea anche della regione. Lo stesso governatore Zaia ieri è andato in pressing sull'esecutivo e chiede appunto al governo di fare il prima possibile, di fare presto. Queste le parole testuali del governatore Zaia. E da qui partiamo con i nostri due nuovi ospiti: Giacomo Possamai, consigliere regionale del Partito Democratico. Buongiorno Possamai. Luca De Carlo, senatore di Fratelli d'Italia e coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni. Buongiorno a tutti. Buongiorno De Carlo. Ecco, capitolo ristori, è il capitolo, se vogliamo, un po' del momento, uno dei tanti in realtà. Con un Veneto arancione il tema però diventa ancora più prioritario. De Carlo, so che voi su questo state ponendo molto l'attenzione anche a livello nazionale. Ma non la poniamo da oggi, insomma la nostra linea, filosofia è quella che di una certa contrarietà al ristoro e di un favore nei confronti dell'indennizzo, perché non va semplicemente calcolato sul mancato reddito, ma anche e soprattutto sul fatto che l'indennizzo dovrebbe coprire quantomeno i costi fissi che comunque hanno continuato a correre e quindi mettono l'imprenditore in forte difficoltà. È evidente che c'è un ritardo sia nell'arrivo delle risorse sul territorio. Qui sempre ci chiediamo quanto siano poi l'efficacia delle norme se non le vediamo tradotte. L'efficacia di una norma, quando non ha un apposito decreto attuativo e quindi non è palpabile e tangibile dai cittadini, è una norma che rimane chiusa nella pancia dello Stato e nella burocrazia, non si traduce in nulla di utile, quindi aumenta addirittura quella sensazione di scoramento che l'operatore ha nel sentire magari 2 mesi prima gli annunci roboanti
lascio perdere le prime, la potenza di fuoco e quant'altro, che fa parte un po' del folklore, però anche quello dei ristori arriveranno entro il 15 gennaio, arriveranno entro il 10 dicembre, e poi invece ci accorgiamo che magari tanti provvedimenti, il 75% di quei provvedimenti invece è ancora nella pancia dello Stato. Oggi diventa difficile, e soprattutto per gli imprenditori, non solo la partita dei ristori, dove già sono fortemente in difficoltà, ma anche quella della programmazione, perché se un imprenditore mette anche in conto che possa essere ristorato con calma oppure poco, quello che non riesce a capire, proprio perché l'imprenditore fa programmazione, è quello di essere messo nelle condizioni di sapere quando aprirà. Faccio un esempio tipico e che conosco meglio, quello delle piste di sci. È ovvio che se uno che gestisce impianti di salita non ha certezza di quando apre, e con un lasso di tempo anche che gli consenta di programmare le assunzioni, l'innevamento e tutto quello che va intorno, è evidente che si troverà in difficoltà anche se gli diciamo che aprirà domani mattina. Ecco, tra l'altro qua si parla del 18 di gennaio, ma non c'è nessuna certezza nemmeno attorno alla data del 18 di gennaio per le piste da sci, anche perché poi diversi operatori si stanno muovendo in maniera anche sparsa per certi versi. Possamai, vengo da lei. Ieri il Partito Democratico del Veneto ha chiesto a Zaia di fare di più sostanzialmente. Avete rilanciato a vostra volta dicendo qui serve una zona rossa, serve fare di più. È così? In realtà ieri la conferenza stampa è stata fatta prima che ci fosse il verdetto da parte del CTS, che poi ha messo il Veneto in zona arancione, e nella conferenza stampa è stata detta una cosa semplice, che per evitare che tutto il Veneto vada in zona rossa, la cosa fondamentale sarebbe individuare alcune zone, quelle più in difficoltà, e fare delle zone rosse territoriali, come è stato fatto in tante altre regioni d'Italia a partire dalla Toscana, per riuscire a isolare le situazioni più complicate, perché quello che il rischio che stiamo correndo oggi è di arrivare a questa famosa terza ondata, o meglio, insomma, quello che stanno vivendo in questo momento già Inghilterra e Germania, quindi a un virus più contagioso e a un virus che solo nell'altro ieri in Inghilterra ha fatto 1200 vittime, in una situazione in cui il Veneto di fatto non ha ancora finito la seconda andata ed è in piena emergenza. Quindi noi stiamo rischiando grosso, la pressione sugli ospedali è fortissima e lo sappiamo, e questo era un pezzo. La seconda cosa su cui abbiamo chiesto di fare di più è molto semplice, che ha ragione De Carlo quando parla dei ristori nazionali, che a volte non sono arrivati nei tempi indicati e che sicuramente non arrivano a ristorare interamente le perdite che hanno gli esercenti o che hanno le attività economiche, ed è fondamentale che questi, insomma, sia quelli di Natale che quelli che arriveranno nelle prossime settimane relativi alle nuove chiusure, arrivino in fretta. Però c'è un punto, ed è che se noi confrontiamo quello che ha fatto Regione Veneto rispetto a tutte le altre regioni d'Italia, ma in particolare quelle del nord, che sono quelle con cui ci dobbiamo confrontare, la differenza tra, chiamiamoli ristori, chiamiamoli indennizi, messi dalle altre regioni e quelli messi dal Veneto è impietoso. Zaia lo spiega in maniera semplice, cioè dice: noi non abbiamo mai messo l'azionale IRPEF in questi 10 anni e quindi non abbiamo i soldi per farlo. Può essere, a me sembra in buona parte una giustificazione, ma resta il fatto che se guardo ai dati la Lombardia ha messo 40 milioni, l'Emilia Romagna ha messo 30 milioni. Il Piemonte ne ha messi più di 100 perché aveva accantonato un tesoretto dentro a Finpiemonte negli anni. Ma anche per prendere un paragone un po' diverso, l'Umbria, che fa 900.000 abitanti, quindi gli abitanti di una delle 5 grandi province del Veneto, ha messo la stessa cifra che ha messo il Veneto, cioè 14 milioni e rotti. Questo per dare l'idea di come davvero sia mancata la capacità della regione, ma per due motivi. Uno è perché in questi anni si è scelto per un calcolo politico di non avere le risorse proprie per aiutare chi è in difficoltà, e l'altro è che evidentemente le risorse sono state indirizzate da altre parti e non nei confronti di chi in questo momento aveva più bisogno. Ecco, Possamai, questa è la vostra linea a livello regionale. A livello nazionale state discutendo con i vostri alleati, soprattutto di Italia Viva, sul
sul senso dell'alleanza, sul futuro del governo. Ci doveva essere questo Redde Rationem con Renzi, sembra solo rinviato ai primi giorni della prossima settimana, ma ormai diciamo questa crisi, questa pre-crisi sta diventando estenuante. Lei da rappresentante comunque autorevole, molto votato del Partito Democratico Veneto, che cosa si augura a questo punto? Ma io su questo sono molto netto, e cioè trovo ignobile che in una fase in cui il paese sta affrontando una pandemia e siamo in mezzo veramente a difficoltà enormi, non soltanto sanitarie ma anche economiche, la politica si lambicchi il cervello con discussioni su chi deve fare il ministro, rimpasti, contro rimpasti. Cioè, proviamo a pensare anche solo per un secondo a chi ci guarda, ma anche solo dall'Europa. Cioè, l'Europa ha deciso, l'Unione Europea ha deciso qualche mese fa ormai un pacchetto di aiuti, il famoso Recovery Fund, di cui l'Italia è stata la principale beneficiaria, come sappiamo, sempre con il dubbio che l'Italia tante volte non sappia spendere i soldi, li dilapidi, eccetera. Proviamo a pensare a che immagine stiamo dando in questo momento in cui dovremmo essere tutti concentrati sull'emergenza e su come rilanciare, come spendere quelle risorse, e invece agli occhi del mondo siamo lì che discutiamo su chi fa il ministro e cosa si fa. Cioè, per me semplicemente non ha senso. Cioè, questo è un momento in cui andrebbe letteralmente sterilizzata non soltanto la polemica politica interna, per me andrebbero anche francamente cercato un modo di lavorare bene tra maggioranza e opposizione, figurarsi dentro la maggioranza, e quindi molto semplicemente spero che questa roba si chiuda il prima possibile e che si ricominci a essere tutti concentrati sull'unico obiettivo sensato, cioè come fronteggiare la pandemia. E De Carlo, lo spero davvero. De Carlo, lei è senatore e il Senato è un po' l'epicentro di tutte queste tensioni in questo momento. La conta si fa sempre al Senato fondamentalmente e oggi più che mai. Che cosa sta succedendo? Ci faccia anche un po' la cronaca di Palazzo. Che giorni sono questi a Palazzo Madama? Beh, insomma, sono giorni nei quali da una parte c'è il leader di un mini partito o di una costola di un grosso partito che fa il genio guastatori. Io non credo che sia il suo atteggiamento, quello di Renzi, scollato da una parte del PD. Io credo che stia facendo il lavoro sporco di una parte del PD che comincia a mal tollerare questo primo ministro. E quindi Renzi è in questo caso lo strumento utile a far emergere alcune probabilmente forzature che il Premier in questi anni, in questo anno e mezzo, ha oggettivamente fatto, un po' per inesperienza, un po' forse per una forma di poco rispetto per le istituzioni, credo, e per il loro funzionamento, perché io quando vedo dirette Facebook e la democrazia secondo Casalino, io che insomma faccio il sindaco da 3 mandati e sono tenuto a far rispettare anche norme che non condivido, un po' mi sento abbastanza a disagio. Detto questo, io prendo in prestito le parole di Nordio di ieri. Non è vero che una crisi di governo o un appello alle urne siano incompatibili con un'emergenza, anzi è proprio quando c'è un'emergenza e un governo si dimostra inadatto ad affrontarla che si possono prendere delle decisioni, tra le quali anche quella di cambiare questo governo o addirittura andare in una cosa che ormai sembra quasi, le elezioni sembrano diventate l'estrema ratio di tutto. No, dovrebbero essere sempre la prima ratio, cioè dare la voce al popolo, Dio, patria e popolo. Credo che anche Possamai sia d'accordo con me, quando governiamo noi la voglia di andare a votare da parte del centro-sinistra penso che sia con la parvenza o il pensiero di vincere sia assolutamente nelle corde. Oggi ci si trincera spesso purtroppo dietro questa emergenza, anche perché tra l'altro la tanto così reclamizzata da parte del governo, gli esponenti del governo, richiesta di aiuti da parte dell'opposizione non si è mai in realtà concretizzata, se non nell'ultimo provvedimento dove il governo ha fatto in modo che le forze di opposizione avessero a disposizione alcuni provvedimenti da intestarsi. Ecco, io credo che, ripeto, non occorre
che lo dica io, ma prendo in prestito le parole di Nordio, se un governo dimostra la propria inefficienza, e credo che tante siano le categorie che oggi lo dicono, possa anche venire cambiato. E possa mai ritornare al voto in questo momento? È un tabù o un'ipotesi percorribile? Perché poi dobbiamo fare i conti anche con le questioni pratiche, quindi il voto in piena pandemia. Sì, a me sembra molto improbabile e molto difficile, sia per le questioni pratiche che lei citava ora, cioè l'idea di una campagna elettorale con le persone che si incontrano, eventi, eccetera, lo stesso giorno del voto, insomma, complicata, perlomeno in questa fase. Poi, come l'anno scorso è capitato, sono state rinviate le elezioni regionali e si sono fatte a settembre invece che a maggio. Ma questo è sul piano, diciamo così, tecnico. Sul piano politico il voto non è mai una cosa che non si può fare, nel senso che sta nella Costituzione. Ecco, il punto è questo, sta nella Costituzione, per cui io penso sempre, questo anche quando governa il centrodestra, che l'Italia debba diventare un paese normale. Allora, la Costituzione dice che in Italia si vota ogni 5 anni per le elezioni politiche e che i governi si fanno in Parlamento. Proprio per questo, se in Parlamento c'è una maggioranza che magari scopriamo che avrà dentro altri partiti, visto che in questa stessa legislatura il primo anno e mezzo è stato un governo Lega 5 Stelle, oggi come sappiamo c'è un governo di segno diverso, domani chi lo sa, ma se in Parlamento si trova un'intesa, un governo è sempre legittimato. E quindi da un lato c'è un problema tecnico di andare a votare, ma dall'altro c'è un problema politico, cioè De Carlo, che è uomo d'esperienza, ha fatto il sindaco tanti anni, sa bene che prima di scoprire dov'è la porta dell'ufficio un ministro ci mette un paio di mesi e prima di imparare dove mettere le mani ce ne mette altri 3 o 4. Non so se in questo momento abbiamo realmente la possibilità di permetterci di prenderci 5-6 mesi tra elezioni, nuovi ministri, nuovi governi, e vale identico per il ragionamento che facevo prima sulla follia di metterci a discutere oggi di rimpasti, mega rimpasti, eccetera. Cioè, per me oggi è sbagliato, non ha senso, bisognerebbe essere tutti concentrati su come fronteggiare la pandemia. Però purtroppo questo non sta accadendo, perché anche le dichiarazioni di oggi della ministra Bellanova, di Davide Faraone, di vari esponenti molto autorevoli di Italia Viva vanno nella direzione di una crisi prolungata che, come diceva anche Possamai, sta preoccupando non poco le cancellerie europee. Fatto sta, De Carlo, che ci sarebbe un compitino non da poco da svolgere, che è quello del recovery plan. Ce la faremo a presentare un piano credibile all'Unione Europea in tempi brevi, da 209 miliardi di euro tra l'altro? Ci sono i presupposti per arrivarci? Beh, stante quello che dice Gualtieri, o meglio che ha detto Gualtieri ieri sera, il piano non è ancora pronto, perché se fosse arrivato pronto poi Italia Viva avrebbe detto che il PD e i 5 Stelle facevano il piano senza di loro. Quindi oggi il piano è ancora a grandi linee. Mi pare che si siano dati un tempo, anzi che Italia Viva abbia detto sostanzialmente: dateci tutto quello che avete, il piano finito, poi noi in 24 ore vi diciamo se il piano va bene o il piano non va bene. A me sembra un continuo ributtare la palla in tribuna, e purtroppo chi ci rimette è questa nazione, che attende il recovery fund probabilmente anche con un eccesso di un'aspettativa molto alta, perché ricordo che una buona parte di quelle risorse sono comunque risorse che noi dovremmo tornare, perché a fondo perduto c'è solo una percentuale di tutte queste, però credo che possano rappresentare 209 miliardi, qualcosa come quasi 10 finanziarie, quindi solo in 2 anni e mezzo di fatto rappresentino una possibilità di dare la svolta a questa nazione. Certo che se i presupposti sulle quali nasce sono questi leggevo di Ponte sullo Stretto piuttosto che altre opere, e non sullo sviluppo del paese in senso generale, chiunque amministri in questa maniera, sia esso di centrodestra o di centrosinistra, non è che lasci alla nazione così un modo di sperare positivo. Io tanta gente che incontro mi dicono: ma tutte queste risorse del recovery fund cosa le useranno a fare? Beh, questa è una domanda che dovremmo rivolgere a questo punto
ad Italia Viva, perché sembra essere Italia Viva che deciderà come risolvere e come usare quelle risorse. Mi dispiace perché, ripeto, chi alle elezioni prende percentuali risicate oppure anche solo nei sondaggi rappresenta se stesso, qualche familiare di Pontassieve, poco più, oggi invece tiene in scacco un intero governo. Mi pare che l'operazione acquisto dei responsabili, poi quelli di Italia Viva dicono che sia sostanzialmente fallita, nel senso che non hanno trovato ancora nessuno. Mentre i 5 Stelle sembrano molto più positivi rispetto a trovare qualcuno che faccia eventualmente da stampella, io il 13 sono al Senato e sono particolarmente curioso di capire come finirà. Io ci sarò e il mio voto non sarà sicuramente a favore di questa maggioranza, come sempre stato. E di chi sarà la pallida manina? Ha già qualche idea? Non lo so, io sono abituato a guardare la gente negli occhi e vedere cosa votano, insomma io sono molto curioso, questo fa parte anche della mia passione per la politica, oltre che sono interessato perché veramente io sarei governista, nel senso che vorrei tornare a votare e fare un governo di centrodestra. Oddio, Cicero pro domo sua ovviamente, è chiaro. In questo caso i miei interessi collivano con quelli della nazione, quindi vi porterei devo dire, mi sembra una visione un po' arbitraria, ma comunque d'accordo. Diciamo, è tutto molto opinabile. Non so mai, ogni scarafone è bello a mamma sua, se no... Sentite, vi porterei non per dire che diciamo che mal comune mezzo gaudio o c'è chi va peggio, ma in America è successo quello che è successo nei giorni scorsi ma possiamo parlare di una brutta pagina per la democrazia in generale, ma ecco, le chiedo, Possamai, il governo che reazione ha avuto di fronte a queste immagini di Capitol Hill? C'è chi dice che il Premier Conte sia stato molto timido nel condannarle rispetto a un Macron, a una Merkel. Lei che sensazione ha? Trasferiamoci per un attimo in America. Che avrebbe sicuramente potuto essere più incisivo, ecco, questo sì. Dopodiché scompare davanti a Giorgia Meloni, visto che siamo qui con il senatore De Carlo, che mentre Trump di fatto incitava la folla, twittava, la Meloni in questo caso, la popolazione segue le indicazioni di Trump e si ritiri. Sostanzialmente segue le indicazioni di pace di Trump. Questo per dire che c'è stato chi in questi anni, Meloni, Salvini, ma altri anche in Europa, però devo dire Meloni e Salvini in maniera particolare, che hanno accarezzato la retorica di Trump, che la Meloni a un certo punto addirittura ha detto importeremo il trumpismo in Italia, qualcosa che ci assomigliava molto, e devo dire oggi sono rimasti profondamente spiazzati, si è capito dalle reazioni, ma per un motivo semplice, e cioè se come ha fatto Trump dici che le elezioni non sono democratiche ma siete brogli di fronte a nessuna evidenza di questo fatto, se dici che tutta l'informazione è schierata dall'altra parte di fronte a nessuna evidenza di questo fatto, se di fatto inciti alla rivolta, può capitare che prima o poi qualcuno ti ascolti e che qualcuno faccia quello che è capitato l'altro giorno a Capitol Hill. E io su questo dico una cosa molto semplice, attenzione a, siccome c'era quello con la pelle di animali sopra quello pittoresco, a dipingerli come una cosa appunto al limite della buffonata, perché sono morte 4 persone e queste 4 persone sono morte in scontri. Avete visto che c'è stata gente che è entrata armata dentro al Parlamento. Francamente stiamo parlando del Parlamento degli Stati Uniti, quindi quella che dovrebbe essere la più grande democrazia del mondo. Ecco, quindi è successa una cosa grave ed è successa perché il presidente uscente ha solleticato gli istinti peggiori di rivolta e appunto e di voglia di rivalsa, che poi si sono tramutati in questi scontri che abbiamo visto. De Carlo. Beh, intanto faccio una premessa. Io che sono cresciuto con i telefilm degli americani potenti che controllavano tutto, che controllavano gli assalti alle Case Bianche, in questo caso constato che questi facinorosi travestiti da Batantuono in un famoso film, mi pare fosse l'Armata Brancaleone, una roba del genere, sono riusciti a entrare fino al Congresso americano. Questo fa pensare che forse questo sistema americano non sia poi così
da imitare come qualcuno vorrebbe, o che forse avessero avuto qualche connivenza con qualcuno che non ne ha facilitato l'entrata. Detto questo, visto che il mio amico Possamai cita Giorgia Meloni, come contributo alla verità e alla chiarezza segnalo sommessamente che Giorgia è uscita nel momento in cui Trump aveva già condannato quegli atti e detto di tornare a casa, e lei infatti cita Trump a proposito, lo dice come ha detto Trump, perché in quel momento era sicuramente la persona che più, perché questi avevano si sentivano vicini al Presidente, era forse la persona che con il suo appello riusciva a fermare questi vaccinatori. Posto questo, io dico che non è il mio sistema di fare politica. Io odio queste schifezze, odio chi si comporta così in spregio della democrazia, odio quelli che non rispettano il voto, ma nella stessa maniera mi rammarico anche che sia in Italia stessa ci sia qualcuno che non ci consenta di andare a votare. Quindi non noto queste grandissime differenze, o meglio, noto una totale tolleranza nei confronti di chi invece trova qualsiasi scusa per non appellarsi al popolo alle elezioni, e invece la giusta condanna nei confronti di chi tratta le istituzioni come pagliacciate e poi finisce in una deriva come quella che abbiamo visto negli Stati Uniti, che nulla ha a che fare con la democrazia e nulla ha a che fare con il mio senso, quello del mio partito e quello del mio leader nel fare politica, perché se c'è qualcosa che noi non abbiamo mai fatto è stato aizzare le folle. Non siamo mai andati in piazza irresponsabilmente, non abbiamo mai esasperato gli animi, anzi siamo oggetto da mesi di attacchi anche sessisti nei confronti del nostro leader, che la sinistra non ha mai stigmatizzato. E ultimissima battuta per entrambi, proprio 10 secondi Possamai, 10 secondi De Carlo. Come andrà a finire questa crisi di governo? Perché siamo ormai agli sgoccioli. Ci auguriamo tutti che tra lunedì e martedì si sblocchi la situazione. Possamai, in 10 secondi, come finisce? Credo non lo sappia neanche Renzi né Conte, quindi faccio fatica a dirle come finisce. Le posso dire che mi auguro che finisca in fretta, cioè io spero veramente che lunedì e martedì si chiuda e che di fatto si chiuda con un governo che riparte. Se c'è un ministro o 2 ministri da cambiare si cambino, ma che si riparta subito. De Carlo, 10 secondi anche per lei. Renzi crede di essere furbo, gli sfugge di mano la situazione, come ha detto Prodi, giusto per non citare uno di destra, tante volte si va a votare anche solo per un incidente. Quindi il mio, spero che più che un auspicio mio personale sia un'analisi e che quindi si chiuda così, con il voto finalmente. De Carlo che cita Prodi chiude benissimo. Impressionante. Siamo arrivati proprio al massimo. Sono trasversale io, mica come Possamai. Siamo al top. Grazie davvero a Giacomo Possamai, Partito Democratico, Luca De Carlo, Fratelli d'Italia. Grazie, buon fine settimana. Buon lavoro. Entrambi, buon lavoro. Allora, abbiamo tantissimi collegamenti ancora in ballo, tante storie, tra cui una molto particolare che vi racconteremo alle 2, collegandoci con un ragazzo davvero speciale di Conegliano. Facciamo così, andiamo in pubblicità, dopo ci ritroviamo qui in studio con il sindaco di Zero Branco, Durighetto, che ci parlerà di un'importantissima iniziativa. A dopo. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo sabato di nuovo arancione per il Veneto, un sabato fatto di limitazioni, ma un sabato fatto anche di tanti spunti di cronaca, attualità politica. Ve li stiamo in qualche modo raccontando tutti, li stiamo mettendo in fila. Proseguiamo il nostro racconto di questa giornata con un amministratore del territorio. Abbiamo parlato di America, del governo, di recovery plan, di questa crisi di governo che insomma non arriva, diciamo così, al nodo, però non possiamo prescindere ovviamente dal territorio, dalle buone pratiche del territorio, da questi sindaci che sono sempre in prima linea, come Luca Durighetto, buongiorno, che è sindaco di Zero Branco. Sindaco, ecco, si apre un anno difficile da molti punti di vista, insomma, si chiude un anno complicato, drammatico, diciamolo, e si apre questo nuovo anno con, se vogliamo, la speranza, la fiducia in queste vaccinazioni. Poco fa il virologo Pregliasco è stato nostro ospite.
e ci ha dato qualche elemento di speranza, tutto sommato anche in tempi brevi. Ecco, che anno sarà per tutti, per la sua comunità? Beh, a saperlo prima con una sfera di cristallo magari potremmo già fare qualche vaticino. No, a parte tutto, i vaccini sono la speranza, rappresentano la speranza, e ognuno di noi, insomma, in qualche modo ha voglia e la necessità di ritornare a una vita un po' più usuale, un po' più abitudinaria. È anche interessante però non dimenticare quello che è stato nel periodo pregresso, quello che è stato nell'anno scorso. Il 2020 è un anno che sicuramente ha segnato tutti. Stamattina noi a Zero Branco abbiamo il mercato il sabato. Stamattina al mercato un signore si è fermato, mi ha dato una pacca sulla spalla e mi fa: beh sindaco, su un anno te si diventa uomo. Nel senso che al di là della battuta, sicuramente ha messo ognuno di noi di fronte a delle scelte, di fronte a delle situazioni che sembravano inimmaginabili prima d'ora. Noi, come avevo avuto modo di raccontare anche qua in maniera veloce, da quest'anno abbiamo imparato molto e vorremmo anche fare in modo che quello di buono, quel poco di buono che però è rimasto, possa anche crescere, possa anche svilupparsi, insomma. Ecco, non a caso voi state attivando con l'Università di Padova un progetto molto importante, perché stiamo parlando di comunità, stiamo parlando di bisogni sociali sostanzialmente, ma stiamo parlando anche di psicologia individuale e collettiva. Qui su Antena 3 molto spesso abbiamo anche psicologi o comunque persone esperte nel settore che ci aiutano anche a comprendere queste nuove categorie mentali e questi nuovi stati dell'anima. Ecco, che progetto state portando avanti su Zero Branco con l'Università di Padova? Allora, proprio durante il primo lockdown, quindi nel periodo tra marzo e aprile, noi avevamo attivato un supporto, come ho visto è stato fatto in varie realtà. C'è chi, ieri sera al TG1 c'era il racconto di Villa del Conte, per esempio, con l'assessorato alla solitudine. Noi abbiamo deciso di affidarci a dei professionisti, quindi sempre attraverso degli psicologi coordinati dal professor Turchi. Il professor Turchi è un docente universitario all'Università di Padova, appunto, che ha sviluppato anche per conto del LUISS e della Regione Veneto poi nel 2012 il famoso progetto Inoltre, quindi quello di supporto agli imprenditori che in quel periodo vivevano situazioni assolutamente difficili, e che in questi mesi sta gestendo un osservatorio su base regionale proprio per valutare il livello di coesione sociale. Sembrano tutte indicazioni, come possiamo dire, molto generiche, molto collegate a studi umanistici e basta. In realtà il livello di coesione sociale è quello che ci permette di capire anche se le azioni che le pubbliche amministrazioni stanno mettendo in campo funzionano, anche ci permettono di anticipare quelli che sono i problemi del domani. Perché, come ricordava lei prima e come ci siamo detti, a fianco a una crisi economica che è tangibile, perché quei dati, i numeri ci sono, si vedono quante sono le attività in crisi, si capisce quante sono le perdite di fatturato, ci si rende conto che ancora oggi i nostri imprenditori non stanno ricevendo i ristori che meriterebbero e che dovrebbero ricevere. Io mi rifaccio soprattutto a bar e ristoranti con i quali ho un'interlocuzione continua. Loro sono in una situazione veramente di disagio, ma che va oltre il disagio economico, ma parte dal disagio economico. La mancanza di certezze, la mancanza di ristori purtroppo sta mettendo in crisi quelle due categorie. Tra l'altro parliamo di attività economiche che hanno una rilevanza anche sociale, soprattutto in determinate realtà, in determinati contesti. Zero Branco non è un comune piccolo, è un comune medio, ma buona parte del tessuto sociale ruota anche attorno a queste attività e di questo si occupa il progetto. Esatto. La socialità si sviluppa nei comuni, insomma, del nostro territorio, anche all'interno dei locali pubblici, quindi bar e ristoranti. Nel nostro caso noi siamo partiti, come stavo accennando prima, a un progetto che aveva avuto inizio a marzo, che si chiamava Filo Diretto, nel quale un team di psicologi faceva delle telefonate a casa per cercare di capire qual era la situazione e soprattutto lo stato psicologico delle persone, e a seguito di queste telefonate e con un report che è stato presentato abbiamo capito che le problematiche di tipo economico erano solo una piccola parte di quello che stava avvenendo, e soprattutto che la marea montante non sarebbe stata gestibile nell'ordinario dei servizi sociali. Io le sto parlando da un comune che ha dovuto implementare il numero di assistenti sociali del proprio territorio, non tanto per far fronte all'emergenza economica, nonostante si sia passati, parlo per Zero Branco, da
circa una ventina di famiglie seguite in maniera, diciamo così, continuativa da parte dei servizi sociali, a interventi come quelli delle tessere alimentari che ha riguardato 145 famiglie, alle quali si stanno aggiungendo in questi giorni e in questi mesi altre 40-50 famiglie che hanno disagi di tipo abitativo. E per un comune come Zero Branco, quindi parliamo di 4.400 famiglie circa, stiamo parlando di numeri che sono sostanzialmente e assolutamente superiori rispetto a quelli ordinari. Ma questa è solo una parte del problema. Il problema principale che noi stiamo riscontrando è la necessità di ritrovare equilibrio e di ritrovare serenità all'interno dei nuclei familiari. E qua le nostre assistenti sociali per prime hanno alzato la mano e hanno detto: sindaco, qua come possiamo comportarci, come dobbiamo comportarci, perché siamo all'interno di un frullatore e non riusciamo a capire quali sono le modalità giuste per approcciare a situazioni che purtroppo molto spesso sono nuove o richiedono delle competenze specifiche. Per esempio? Per esempio disagi legati alla fascia d'età 14-17 anni. È una fascia d'età che è quella delle superiori, è quella tra l'altro di cui fanno parte anche i miei due figli. Io ho una figlia di 18 anni e un figlio di 16, e che mi rendo conto io stesso stanno vivendo delle situazioni che non sono ordinarie per i ragazzi della loro età. Tant'è che nel nuovo progetto, che parte da un questionario che serve a fotografare la situazione iniziale, e io davvero sto chiedendo a tutti con il cuore in mano di compilare quel questionario, anche se può sembrare difficile, anche se può sembrare magari complicato. È già arrivato nelle case? Sta già arrivando. Okay. Noi abbiamo utilizzato, tra l'altro, vista anche la situazione, avevamo in mente di fare anche degli incontri per spiegare, per rappresentarlo assieme al professor Turchi, certo, o al team di psicologi che lo sta coadiuvando, per far capire a tutti la necessità di darci un feedback, di darci un ritorno, di spiegarci, di raccontarci come loro hanno vissuto il 2020 e soprattutto di quali cose però da questo 2020 possiamo ripartire. Perché in questo questionario che voi state inviando alle famiglie di Zero Branco, di fatto chiedete come stanno vivendo, come hanno vissuto questo anno di pandemia, che cambiamento hanno avvertito e quali sono le loro esigenze attuali. Esatto, ma anche, mi permetto di aggiungere, abbiamo alcune domande che invece sono rispetto a disponibilità personali, cioè cosa saresti disposto a fare per gli altri? Perché, come dicevo prima, tutto parte dalla rilevazione della coesione sociale, ma coesione sociale vuol dire anche semplicemente il motivo per cui io porto la mascherina. Certo. Io la mascherina posso portarla per proteggere me e lei, oppure posso portarla perché sennò mi arriva la multa. L'esito è lo stesso. Io porto la mascherina. Ma il procedimento mentale è il motivo per cui io la porto, che è completamente differente. E questo, mi permetto anche di aggiungere, deve passare soprattutto attraverso la parte associativa del nostro territorio. Le associazioni, che sono spesso, come si dice, l'anima dei vari territori, devono probabilmente fare anche loro uno scatto in avanti e capire che devono diventare da promotori di iniziative a sentinelle anche del disagio, perché di questo stiamo parlando. Perché l'obiettivo di fatto è, soprattutto in queste comunità, fare in modo che la rete sociale, la cosiddetta rete sociale, non venga meno, perché il punto di forza delle nostre comunità è sempre stata questa, sostanzialmente la rete sociale, nel bene e nel male. E ovviamente la pandemia ha messo in serio pericolo determinate dinamiche. La pandemia, oltre ad avere interrotto queste connessioni, soprattutto in alcuni casi, in alcune situazioni, facevo l'esempio prima, i ragazzi 14, 17, 18 anni che vanno a scuola si sono trovati di punto in bianco a essere legati nella propria cameretta di casa. Certo. E non sempre hanno avuto la possibilità di interagire con i propri coetanei. E so che questo per lei è un tema molto importante e ci torniamo fra pochissimo, perché adesso devo mandare in onda il meteo, quindi abbiamo il punto aggiornato con la nostra Alice Montagnier e subito dopo ci ritroviamo ancora qui con il sindaco di Zero Branco. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaie a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Bentrovati al meteo. Una perturbazione raggiunge il centro-sud, mentre il nord resterà ai margini di tale circolazione instabile. Avremo un tempo stabile, ma anche un clima via via più freddo. Vediamo la situazione nel dettaglio.
Sul Veneto nella giornata di sabato 9 gennaio precipitazioni assenti, ampio soleggiamento, cielo inizialmente sereno o al massimo poco nuvoloso sui monti e in pianura, ma con tendenza ad un aumento della nuvolosità con il passare delle ore fino a cielo molto nuvoloso o coperto ovunque entro sera. Temperature in calo, minime intorno allo 0 o di poco sotto, valori massimi invece tra i 2 e i 6 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole su tutti i settori, solo con qualche velatura e con locali addensamenti ma del tutto innocui. Temperature minime tra -1 e 1 grado, valori massimi invece sui 5-6 gradi. Poche novità infine sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà asciutto e soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Temperature minime ampiamente sotto lo 0, massime invece sui 2 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaia a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Ecco quindi le previsioni del tempo per le prossime ore della nostra Alice Montagnier. Ritorniamo, Sindaco, al tema di cui stavamo parlando prima. Questi giovani, soprattutto la fascia degli adolescenti, è forse quella che sta più soffrendo. Proprio pochi giorni fa avevamo ospite la psicoterapeuta Vera Slepoi, che ha lanciato un vero e proprio allarme parlando dei ragazzi, perché gli anziani paradossalmente sono i più fragili ma i più resilienti, anche i più resistenti di fronte a questi cambiamenti. La reazione silenziosa dei nostri giovani non è indifferenza, forse è qualcosa di più. Sì, poi tra l'altro diciamo che la fascia d'età, quella dell'adolescenza, è quella in cui di solito una persona si forma nel carattere, è quella anche in cui una persona inizia a capire quali sono le dinamiche di interazione tra adulti. Ed è questa mancanza che probabilmente pagheremo già nei prossimi mesi, ma anche nei prossimi anni, perché un ragazzo di 17-18 anni nell'arco di 10 anni, 15 anni dovrebbe diventare la nuova classe dirigente, e questo gap che sta mancando in questo momento potremo pagarlo successivamente. Ma c'è un altro aspetto: purtroppo abbiamo due reazioni che sembrano essere opposte. Io non sono psicoterapeuta, quindi non entro nel merito delle modalità, però noi abbiamo da una parte ragazzini che rimangono chiusi 24 ore al giorno nella propria camera e che faticano a interagire anche con i genitori, o meglio i genitori stessi faticano a interagire con loro, e di contro invece situazioni dove ragazzini di 14-15 anni, anche durante gli orari di coprifuoco, si aggirano per i territori indisturbati, anzi utilizzando il fatto che c'è il coprifuoco, quindi non c'è nessuno in giro, vanno in giro magari a far danni o a creare disagio. Lo abbiamo visto anche nelle pagine dei quotidiani in questi mesi, non solo nel mio territorio ma anche nei comuni limitrofi, e questo probabilmente è un altro segnale di un disagio ancora più grande, perché vuol dire che manca completamente la famiglia in quella situazione, perché se un ragazzino di 14-15 anni alle 10:30, 11 di sera è in giro, quando dalle 10 dovremmo stare tutti chiusi in casa e rispettare, non perché c'è un obbligo normativo, ma perché vogliamo proteggere gli altri e noi stessi, e quindi dovremmo rimanere in casa, io non capisco come sia possibile che questi ragazzini minorenni possano girare liberamente per il paese. Qui chi è che manca? Manca la famiglia? Allora, dov'è il problema? Lei che vive queste situazioni quotidianamente, tra l'altro questa sera nei nostri telegiornali parleremo anche di un'operazione a Vittorio Veneto che riguarda sempre le baby gang, un fenomeno appunto che mai sopito nemmeno con questa pandemia. Allora, da questo punto di vista qua io credo sia innegabile il fatto che c'è una mancanza che non è
solamente della famiglia, ma è una mancanza probabilmente anche proprio di comunità. Purtroppo però sempre più spesso sentiamo dire quando ero piccolo io se facevo una marachella il mio vicino lo segnalava, eccetera eccetera. Purtroppo però questa cosa è tangibile ed è vera. È anche uno dei motivi per cui, per esempio, noi abbiamo chiesto e ho avuto la disponibilità da parte del direttore del SERD, il dottor Marcello Mazzo, su sviluppare un progetto ad hoc per il comune di Zero Branco, non in termini di gestione delle situazioni di disagio particolari, ma in termini assolutamente preventivi, perché noi abbiamo la fortuna di essere uno dei comuni con una percentuale di giovani più alta rispetto a tutta la Marca. Addirittura in Italia, su circa 8.000 comuni, siamo 217esimi in classifica, quindi siamo tra quelli che ha una fascia di ragazzi con percentuale maggiore in base alla popolazione. Il direttore del SERD si è detto immediatamente entusiasta della proposta e con lui stiamo iniziando a fare tutta una serie di percorsi. Il questionario di cui sopra, insomma quello di cui parlavamo prima, ha addirittura una sezione dedicata proprio ai ragazzi 14-17 anni, perché vogliamo anche cercare di capire il loro punto di vista e poi il punto di vista dei genitori. Perché? Perché tutta una serie di azioni che storicamente i comuni mettevano in atto, le classiche attività di politiche giovanili che i comuni hanno sempre fatto, potevano avere valenza fino a marzo 2020. Da marzo 2020 ad oggi il mondo è cambiato e quindi anche le azioni devono essere conseguenti. Quindi questo questionario, diciamolo bene a tutti i cittadini che la stanno seguendo, è da compilare magari in famiglia tutti quanti insieme? Sì, potrebbe essere un'idea, o quantomeno ognuno deve portare il proprio punto di vista. Il questionario naturalmente è anonimo ed è personale e ognuno può portare il proprio punto di vista, ma è ancora più bello sarebbe quello di potersi confrontare quantomeno in famiglia rispetto ad alcune sensazioni e ad alcune indicazioni, perché rispetto ai classici questionari statistici, questo non è un questionario statistico, di tipo statistico. Quindi sgombero subito il campo. Non è un questionario dove io metto la crocetta rispetto a quelle che rilevo essere, non so, le mancanze o i punti di forza. Qua si tratta di provare a spiegare cosa ognuno di noi ha vissuto e ha capito di questa situazione e cosa secondo lui si deve fare e cosa lui è disposto a fare. E poi il comune farà la sintesi e tradurrà questo in azioni esatto, concrete, e soprattutto questo deve servire, credo una delle cose che si lamenta sempre nella pubblica amministrazione è la mancanza di ritorno rispetto alle azioni messe in campo, cioè non ho quasi mai un indicatore che mi dice se quello che io ho fatto funziona o non funziona, questo invece deve servire e serve proprio da indicatore. Questo qua mi deve permettere di dire se le azioni che io sto mettendo in campo e quelle che ho messo in campo hanno avuto un obiettivo, se no devo pensare di iniziare a dire questa azione non la faccio più o devo modificarla. E se non si fa questa cosa, chiedo scusa, ma se non si fa questa cosa in questo momento, dove stiamo provando a ripensare nuovi stili di vita e perché no, ripensando di ritornare a vivere in comunità, se non lo si fa in questo momento la cosa non sarebbe fattibile. E chiudo solo dicendo che uno dei motivi per cui abbiamo deciso di farlo adesso è anche il fatto che abbiamo ricevuto dei ristori da parte dello Stato e con questi soldi, che quindi non sono soldi direttamente, sono soldi sempre delle tasse di tutti, ma non sono solo per forza i soldi delle tasse dei miei concittadini, di questi abbiamo deciso una piccola parte di farli fruttare. Noi abbiamo ricevuto 480.000 euro circa di ristoro da parte dello Stato. Di questi abbiamo detto l'1% si può investire. Certo. L'1% si può investire. Tra l'altro lei sta dicendo anche un'altra cosa importante, che i ristori per i comuni, ma questo lo avevamo sottolineato più di una volta, sono arrivati e da questo punto di vista possiamo dire che i comuni, le amministrazioni territoriali fin da subito sono state operative. Beh, diciamo che sì, noi abbiamo avuto la possibilità, soprattutto per alcune partite, alcune voci, di ricevere i finanziamenti e l'ho sempre ribadito fin dall'inizio, anche col sorriso a volte sulle labbra. Forse l'autonomia comunale in alcune situazioni funziona. Quando ci sono stati dati dei soldi e la disponibilità di pensare a come spenderli nel proprio comune, nel proprio territorio, tutti i sindaci nell'arco di una settimana avevano già deliberato. Questo ha dimostrazione che quando si è in prima linea si ha una percezione probabilmente diretta della situazione e magari si ha anche il polso su quali sono le azioni da fare nell'immediato. E personalizzarle il più possibile, insomma, che si tratti di imprese o di famiglie. Tra l'altro poco tempo fa le stesse categorie trevigiane hanno ringraziato i comuni perché in questi mesi hanno messo in piedi anche dei meccanismi di sostegno
concreto con istituti bancari e quant'altro, insomma, quindi anche questo va sottolineato. Allora, siamo pronti per raccontarvi una bella storia. Vedo che da Conegliano sono già collegati, vi raccontiamo la storia di Abdo, ma lo faremo, eccolo qua. Ciao Abdo e ciao ai tuoi familiari e a Andrea Dan. Ci sentite? Sì, vi sentiamo. Perfetto, bene. Allora facciamo così, 2 minuti di pubblicità, poi ci ritroviamo qua, racconteremo la vostra storia, resta con noi il sindaco di Zero Branco Durighetto. A dopo. Di nuovo in diretta, prima di andare in pubblicità ve l'ho presentato Abdo Fami, che è un ragazzo che sta combattendo una battaglia e lo sta facendo come un leone, grazie anche alla solidarietà di una persona in particolare che è Andrea Dan e che molti di voi sicuramente già conoscono, dell'associazione Manuè, l'Associazione per la Sicurezza Stradale. Vi faccio però prima un quadro, perché dobbiamo partire ovviamente dalla cronaca, ma proprio qualche istante. 2 anni e mezzo fa, era maggio del 2018, un grave incidente si è registrato nella zona di Sant'Anna a Colfosco di Susegana. Un incidente terribile dove perse la vita anche una ragazza di 18 anni. Queste sono le immagini di quella notte, sulle quali non vogliamo nemmeno indugiare. Questa la ragazza che perse la vita, Martina De Faveri. Fu un incidente che coinvolse più ragazzi, tanti ragazzi poi hanno riportato delle ferite profonde, non solo dal punto di vista psicologico ma anche fisico. Era in questa macchina e per lui si è aperta una fase di ricostruzione. Abdo è stato male, è stato ricoverato in terapia intensiva, ha lottato fra la vita e la morte per tanto tempo, ma è stato anche supportato. La sua è una storia di solidarietà e di coraggio. Per questo tornerei su Conegliano, lo saluto lui e saluto di nuovo Andrea Dan. Andrea, buongiorno, e buongiorno Abdo. Io la prima dedicherei a Abdo Samet. Oggi fa 26 anni. Ecco, perché oggi Abdo compie quanti anni? 26. 26 anni, per cui volevo cogliere l'occasione di mandare auguri di buon anno. E sono qua venuto qui, la mamma, il papà, che sono arrivati qui. E io lascerei la parola un attimo a Abdo. Abdo, tanti auguri davvero. Grazie tanto, grazie a tutti i infermieri di Monta, della Vinza, il primario, il dottore mio Michele, tutti gli infermieri, tutti i caposala, tutti. Ecco, tu hai ricevuto tra l'altro degli auguri molto importanti in questi giorni. Vediamo se riesco a metterli in onda. Quelli del governatore del Veneto Luca Zaia. Ti è arrivata una lettera ieri, se non sbaglio. Sì, è arrivata una lettera degli auguri del compleanno. Il ragazzo volevo cogliere l'occasione per ringraziare tutto lo staff medico, soprattutto Motta di Livenza, perché lui fino alla settimana scorsa, da quel maggio del 2019, cioè 2 anni e mezzo fa, è sempre stato seguito dall'ospedale. È sempre stato come una sua casa, inferiori medici, come fossero stati padre, sorelle e fratelli. Per cui volevo mandare questo grosso messaggio. Vero Abdo? Vero. Quindi a tutto il personale, solo un attimo Dan, a tutto il personale quindi di Motta di Livenza, a tutta la struttura sanitaria, so che in questi anni non è mai mancato il supporto anche della direzione generale stessa dell'ULSS 2.
Sì, ricordo anche questo Penazzi, che era venuto a trovarlo ancora nel periodo che era Conegliano, il Caponcello. Sta passando dei periodi proprio, io dico, istituzionalmente felici, spero, proprio per il contatto diretto delle istituzioni. E volevo cogliere, visto che abbiamo un sindaco presente, visto che abbiamo una diretta, visto che ho visto vari collegamenti con vari parlamentari, onorevoli, senatori, cogliere l'occasione di ciò che ho abbattuto anche con Abdo per una nostra proposta legislativa che è ferma da 2 anni in Camera dei Deputati alla Commissione degli Affari, degli Trasporti e Infrastrutture, che è quella dell'uso obbligatorio per i motociclisti, le 2 ruote, ahimè, le vediamo sempre tante vittime sulla strada, per l'obbligo dell'uso dell'airbag, però che lo Stato, che il Governo, che il Consiglio dei Ministri, che il nostro Ministero porta via delle infrastrutture metta dentro anche un piano economico di un contributo spese per i motociclisti all'interno. Mi spiego meglio, la legge è già stata votata unanimemente, per cui non è una parte politica, destra o sinistra, sia dalla Commissione della Camera sia dalla Commissione del Senato. C'è già un voto unanime alla Commissione. E quindi basterebbe un solo passaggio, diciamo così, per renderla operativa. Questo è il fatto, Dan. Sufficiente che nelle prossime 48 ore o il Ministro Paola De Micheli dei trasporti o chi per lei aprisse questo fascicolo depositato in commissione della Camera dei Trasporti e lo portasse a mercoledì in Consiglio dei Ministri. Lì in 2 è diventata da legge, da decreto legislativo, come era stata fatta la legge dell'obbligo del seggiolino in caso di mancanza del bimbo in macchina, ben ricordate tempo fa. Assolutamente, il suo è un appello molto chiaro, molto diretto, Dan. Però vorrei fare con lei un passo indietro. Lei è presidente di questa associazione, Manuela, che in tanti già conoscono. Com'era nata questa associazione, Dan? Allora, il mio più grande pensiero, la mia più grande tragedia il 6 febbraio 98, quando io ho perso la piccola Manuela in un tragico incidente. Da lì ho voluto fondare questa associazione per poter all'inizio, ancora negli anni 98-2000, muovere il pensiero delle varie istituzioni locali, sia della provincia di Treviso, sia nel Friuli, delle regioni e poi anche a livello nazionale. Abbiamo fatto delle proposte legislative, tra cui quello del volontariato in caso di periferia stradale. Abbiamo colto l'occasione nelle strade e oggi in caso di incidente dove è stata accertata la certezza dell'incidente stesso, il giudice già in primo processo può usufruire di una provvigionale del 60% nei confronti di chi è stato vittima dell'incidente stesso. Certo. Allora, ne abbiamo fatte molte, ricordo anche la 28, abbiamo iniziato con la 28, la raccolta firme, le istituzioni, bravi briefing e via di seguito, e vorrei però sottolineare oggi, avere così un parere istituzionale se in queste prossime 48 ore il Consiglio dei Ministri, tutti secondo minuto. E questo lo abbiamo detto, Dan, la sentiamo malino, ecco, quindi le chiedo anche di essere sintetico perché il collegamento è un po' disturbato, però ecco, sintetizzo per chi magari a casa non avesse capito bene. La sua associazione negli anni si è occupata ovviamente di sicurezza stradale, avete portato avanti delle battaglie molto concrete, anche la stessa A28, lei ha sempre dialogato con tutti i livelli istituzionali, tanto che l'associazione è cresciuta con il tempo. Tra l'altro associazione, Manuela, che si è occupata e ha preso a cuore il caso proprio di Abdo. Di fatto lei lo ha preso sotto la sua ala protettiva. Certo. Abdo, io voglio grattare un altro.
Dimmi Abdo. Ringraziare un altro. Chi vuoi ringraziare? L'avvocato è mio. Beh, ecco, a livello anche giuridico, come sta dicendo il ragazzo, ringrazia i tutori, i giudici, tutti quelli. L'avvocato è mio. Che hanno dato una mano in questo percorso. Assolutamente. E lei appunto Dan ha avuto un ruolo importante perché si è prodigato per trovare un alloggio anche per Abdo, per la sua famiglia. Abdo è stato raggiunto nelle settimane scorse anche dai genitori, quindi di fatto l'associazione lo sta proteggendo, lo sta sostenendo in questo percorso, che è un percorso difficile, complicato, ma che è un percorso di recupero sostanzialmente. Ecco, sì, è un percorso molto molto complesso, perché come si vede il ragazzo ha avuto è stato degli arti, per cui, come mi diceva lui, si trova come all'interno di una gabbia. E il suo pensiero, come anche il mio, è quello a riguardo di tutte quelle famiglie, di tutti quei ragazzi, della prevenzione sulla sicurezza stradale, che questo è fondamentale. Perché di fatto, diciamolo Dan, lo stesso Abdo si sta prodigando, si sta spendendo proprio per lanciare messaggi sulla sicurezza stradale. Questo è molto importante e questo è stato sottolineato anche dal governatore Luca Zaia nella sua lettera. Certo, e sono sempre più convinto. Io ricordo, tanto per dire, negli anni 2000 che solamente nella provincia di Treviso superavamo le 180-190 vittime l'anno, ogni settimana erano 5-6 ragazzi che finivano la vita di famiglia. Dan, purtroppo non la seguiamo, sentiamo le voci anche dei genitori. Se possiamo un attimo abbassare anche l'audio del televisore, mi dicono dalla regia, perché altrimenti non riusciamo a proseguire con il collegamento. Chiedo a lei, Sindaco, è un messaggio forte quello che sta arrivando ora da Conegliano. C'è un ragazzo che sta combattendo una battaglia a cui va ovviamente il nostro in bocca al lupo e i nostri auguri. Resta il tema della sicurezza stradale, anche questo è un tema che vede molto spesso i sindaci in prima linea. Sì, credo che in effetti intanto mi associo anch'io agli auguri di Abdo per i 26 anni. Credo che qua il tema sia duplice, uno è quello sicuramente della sicurezza, l'altro è quello però dell'accompagnamento di fronte a situazioni come quella di Abdo, per cui fortunatamente ci sono associazioni meritorie che si prendono in carico l'accompagnamento della famiglia e del ragazzo e che magari gli sono a fianco giorno per giorno, ora per ora. Mi è piaciuto il fatto che Abdo abbia ringraziato tutto il personale, nel suo caso dell'ospedale di Motta, ma tutto il personale medico, perché di fronte a situazioni del genere i dottori e gli infermieri molto spesso tolgono il camice e diventano amici o confidenti o vicini rispetto a queste situazioni, ed è questo il valore aggiunto e l'umanità che serve anche adesso. Per quanto riguarda il tema della sicurezza stradale, io sono perfettamente d'accordo, anzi il fatto che debbano esserci però dei solleciti da parte delle associazioni per chiedere l'approvazione di qualcosa che sembra insomma ormai anche da parte di tutti come decisivo o comunque acclarato o comunque una situazione insomma che in un paese civile ci si possa aspettare, fa male al cuore perché dovrebbe essere l'organo legislativo a chiedere l'incontro con le associazioni e da lì predisporre delle scalette di priorità come, e qua mi riallaccio al tema della sua domanda, noi comuni abbiamo un territorio da gestire e all'interno del nostro territorio abbiamo varie criticità, chiaramente le criticità devono essere affrontate per priorità. L'intervento deve essere fatto dove c'è un maggiore rischio e per fortuna, e qua lo dico veramente in maniera trasparente e neutrale, negli ultimi mesi, negli ultimi anni stanno arrivando dei bandi per finanziare opere di messa in sicurezza stradale e non solo per la realizzazione per esempio di piste ciclabili o di situazioni diciamo così di messa in sicurezza per i ciclopedoni, ma anche proprio per le strade. Noi stessi abbiamo finalmente un intervento, un'opera che prospettavamo da anni,
che è l'allargamento di una delle strade più percorse nel nostro territorio. È una strada comunale, ma risulta essere la terza strada più percorsa, con un attraversamento di veicoli superiore rispetto a quello della provinciale. Stiamo parlando della strada... della via Peseggiana, esatto. È la strada che da Zero Branco porta verso Peseggia, ma che di fatto diventa un collegamento tra il casello di Scorzè Martellago, certo, e la zona a nord, quindi Quinto, anche sud di Treviso, e quindi di fatto c'è la necessità di fare questi interventi. Chiaramente c'è la necessità però di un accompagnamento da parte della Regione o del Governo, che hanno risorse che noi non abbiamo in questo momento. Ma il tema delle priorità degli interventi deve essere lucido e ben chiaro da parte di chi amministra, sia esso il Presidente del Consiglio sia il sindaco di un comune. Diciamo che ecco, Dan solleva una questione vera e diciamolo, dovrebbero esserci anche degli automatismi, non dovrebbe essere così difficile per un'associazione che ha uno scopo così meritorio di portare avanti una battaglia, o perlomeno di essere ascoltati, perché il tema è anche questo, Dan, essere ascoltati da parte della politica anche con la P maiuscola. Sì, io volevo cogliere l'occasione di mandare anche un invito a tutti i parlamentari veneti, a tutti i senatori, a tutti gli onorevoli, che ognuno di loro, quando passino in commissione della Camera dei Deputati, prendano questo decreto legislativo dell'uso obbligatorio degli airbag per i motociclisti e lo porti in mano al Ministro competente delle infrastrutture. Da lì la legge è fatta, poi trovare un contributo, anche la sanità ne guadagna in merito di questo, anche la sanità porta un guadagno per quanto riguarda il discorso della prevenzione sulla sicurezza stradale, per cui il mio invito è proprio per fare questa legge. Assolutamente. Ecco, Sindaco, si sente di appoggiare questo invito dal suo punto di vista, dal punto di vista istituzionale? Assolutamente sì, come dicevo prima, mi sembra addirittura, come si può dire, poco serio il fatto che non si riesca a dare risposta a richieste di questo genere, quando in realtà, come ricordava adesso, il beneficio è non solo sociale ma è umano, e anzi è in termini di vite umane. Quindi non stiamo parlando di una priorità rispetto ad altre situazioni ordinarie, stiamo parlando di situazioni che dovrebbero essere gestite con una via privilegiata. L'interlocuzione con le associazioni come quella a cui faceva riferimento adesso il signor Dan, ma noi abbiamo avuto un incontro anche in conferenza di sindaci con Romina Ceccato dell'associazione Alba, che è stata spesso nostra ospite e salutiamo, che ha organizzato tra l'altro anche una funzione religiosa a Musile un mese fa, alla quale ho partecipato anch'io. Dovrebbero essere interlocutori privilegiati da tutti i livelli, non solo a livello magari locale o comunale nel momento in cui c'è il problema. Quindi da questo punto di vista qua, ripeto, c'è bisogno da parte di tutti di fare uno scatto in avanti. E Dan, mi sente? Vedo che c'è qualche problema di collegamento, mi sente adesso? Hai fai problematiche, diciamo, anche, però ora la sento. Risolto. Allora guardi, lanciamo un ultimo messaggio. Diciamo che lei con Abdo sta chiedendo al governo, alle istituzioni di mettere mano a questa legge per rendere obbligatori gli airbag sulle moto sostanzialmente, quindi poi andare a limitare i danni che possono derivare dagli incidenti in moto. Quindi è un messaggio molto preciso, è una delle battaglie che l'associazione Manuela, da lei presieduta, sta portando avanti. In passato avete centrato molti obiettivi e questo ovviamente vi ha reso anche autorevoli a livello istituzionale. Io vedo che c'è qualche problema, quindi la ringrazio. Auguri ancora, tanti auguri ad Abdo per questi suoi 26 anni e grazie a lei per tutto quello che sta facendo per il ragazzo e anche per altri ragazzi che so che lei sta seguendo. Grazie quindi Andrea Danna. Grazie, arrivederci. C'è qualche problema nel collegamento, comunque vi abbiamo raccontato questa storia e penso sia giusto, Sindaco, anche raccontare non solo la cronaca, non solo l'incidente, le immagini dell'incidente. Molto spesso ci sono
delle ferite che si portano dietro per anni e anni, c'è tutto il tema della disabilità che deriva dagli incidenti stradali. Questo magari è il tema meno dibattuto, però in realtà esiste, c'è un costo sociale, un costo personale, c'è un costo da tutti i punti di vista. Sì, è come un po' provavo ad accennare prima, c'è anche poi l'aspetto umano di accompagnamento della persona, dei familiari della situazione. La cosa che però mi stupisce e volevo ribadire è che, per esempio, noi nel nostro piccolo abbiamo appena redatto il piano di abbattimento delle barriere architettoniche, no? E chiaramente se il nostro tecnico che redige il piano è una persona, diciamo così, che non ha nessun problema di tipo fisico, lui lo farà o lo preparerà con i suoi occhi. Certo. E noi abbiamo fatto una cosa un po' diversa, abbiamo detto a tutti i nostri cittadini: diteci voi in quel punto, in quella situazione, se davvero la situazione è gestita oppure se ci sono altri problemi. Segnalateci voi quali sono le barriere architettoniche che per voi sono un problema. E di questo abbiamo ricevuto tutta una serie di feedback e quindi di ritorni da parte dei nostri cittadini, proprio perché con gli occhi nostri avevamo visto determinate situazioni. Con gli occhi di chi magari il problema ce l'ha, la situazione emerge in maniera anche più semplice, più nitida, più lineare e più chiara. Questo è quello che mi stupisce non si riesca a fare anche con questo tipo di associazioni. Diteci voi come possiamo fare per evitare che ci sia, scusatemi, un'altra situazione come quella di Abdo. Voi che lo vivete in prima persona, il signor Dan, la signora Ceccato, loro sono i primi ad essere interessati perché non si ripeta quello che loro stessi hanno vissuto. Perché non devono avere voci in capitolo? Perché non devono essere loro a dare le indicazioni? E perché per una volta gli organi esecutivi, sia il comune, sia provincia, sia regione, sia il governo, non dice avete ragione, facciamolo. Noi diventiamo esecutori di indicazioni che ci vengono date, perché non stiamo parlando di indicazioni date in maniera personalistica o egoistica. Stiamo parlando di indicazioni che invece hanno un impatto sulla vita di tutti e magari possono salvare vite o possono evitare che ci siano altre situazioni che si ripetono. Assolutamente, e noi spesso diamo voce a queste battaglie, che sono battaglie comunque di civiltà alla fine, perché la sicurezza stradale è una questione di civiltà, lo possiamo dire? Sì, assolutamente, anzi sembra strano che ci si debba battere per avere più civiltà, quando in realtà dovrebbe essere un qualcosa di automatico e di naturale. Allora, tanti auguri ancora ad Abdo, che appunto ci diceva sempre Dan che ha in ballo un'operazione molto delicata e quindi anche qua si è costruita davvero una rete di solidarietà impressionante attorno a questo ragazzo. Da 2 anni e mezzo gli operatori dell'ULS di Motta di Divenza, lo stesso direttore Benazzi, lo stesso governatore Zaia che ha mandato gli auguri, tutti si sono stretti attorno a questo ragazzo e ovviamente noi abbiamo tentato appunto questo collegamento perché Abdo ci teneva a lanciare un messaggio. Lui comunque sta lavorando per lanciare questo genere di messaggi e penso che il fatto che sia lui a lanciare questo messaggio sia molto molto importante e valga più di 1000 parole, più di 1000 appelli istituzionali. Io direi a questo punto di vedere insieme un servizio che ha fatto molto discutere e tutto il tema sta facendo discutere, quei folli che hanno inseguito i lupi e che hanno immortalato quella loro corsa assolutamente assurda, Sindaco, questo lo possiamo dire. C'è da chiedersi chi sono le bestie in questi casi, però lo mostrerei perché ha fatto discutere molti di voi. Beccati in pieno, eccoli qua. E il lupo non c'è, il lupo non c'è. Esattamente 3 minuti e 7 secondi di video girato da un automobilista sul passo Tre Croci verso Auronzo sotto Valbona. Alla vista del branco di 4 lupi, probabilmente femmine, l'uomo inizia ad inseguire gli animali, riprendendo tutto con il cellulare. Un video che prova che ci sono i lupi in valle. Eccole qua. Sapevo che c'erano, che mi ha mangiato le mucche quest'estate in Malga. Questi sono lupi, questo è il classico lupo italiano. Adesso li scanno
Voglio vedere. 2 lupi riescono a scavalcare i muri di neve al lato della strada, gli altri continuano invece a fuggire. Non cedono di mezza virgola, stanno correndo come bestie. Guarda che roba. Guarda che sta andando, sono 50 all'ora, Sono 2 chilometri che corre come una bestia. Alla fine anche un terzo lupo riesce a guadagnare la fuga, mentre un quarto, ormai stremato per la lunga corsa a 50 km/h, viene superato dall'auto. Immagini e parole che sono rimbalzate in rete, suscitando indignazione e dure reazioni. Le associazioni animaliste chiedono che venga individuato l'autore del video, mentre il Partito Democratico del Veneto parla di folle inseguimento che deve essere punito. È un episodio, continuano i democratici, vergognoso e gravissimo, anche perché con le temperature così rigide, la rottura del branco e le tante energie spese per scappare, questi animali andranno quasi sicuramente incontro alla morte. Il PD ha presentato in regione un'interrogazione chiedendo alla Giunta se intende attivarsi per punire il responsabile. Tra l'altro, ve l'ho mostrato anche perché stiamo parlando di sicurezza stradale, qui parliamo di un automobilista che sta riprendendo di fatto, quindi oltre alla violenza sull'animale, sostanzialmente c'è anche una questione proprio di senso civico, Sindaco. Sì, vabbè, io... Vedevo che scuoteva la testa. Sì, non vorrei neanche commentare situazioni del genere. Diciamo che una volta di più probabilmente abbiamo perso il senso della misura. Lo dicevamo prima quando parlavamo del post-Covid. Abbiamo perso proprio il senso di quella che è non solo la natura e quindi anche il fatto che possano esserci altri animali oltre all'uomo su questa terra, per fortuna, ma anche un po' il senso delle cose. Se io volessi segnalare la presenza di lupi in valle, scatto una foto, mi fermo con la macchina, scendo magari non in mezzo a strada, faccio una foto e poi la porto alle autorità competenti se voglio proprio dimostrare chissà che. Ma questa scenata qua risulta, oltre che una sciocchezza, non so neanche io come definirla perché sciocchezza è un eufemismo, però oltre che risulta essere veramente un qualcosa che non è qualificabile, tra i due davvero anch'io, come diceva lei prima, la bestia credo fosse quella che guidava la macchina, con tutto il rispetto, per carità non lo conosco, magari invece è una persona a modo, però in questo momento e in quel momento lì il gesto che è stato compiuto è assolutamente diciamo che probabilmente, non per giustificare, ma alla base può esserci l'esasperazione, però insomma è una cosa che francamente non si può vedere. È la modalità con cui viene segnalato l'episodio che è assolutamente scorretta, cioè rincorrere il branco di lupi col telefonino, magari ripeto guidando sotto la neve col ghiaccio, non la vedo proprio l'operazione più intelligente, mi permette di sta roba qua. Vari comportamenti quantomeno inopportuni. Sindaco, io la ringrazio davvero per questo suo intervento, abbiamo parlato di questo importante progetto che state portando avanti a Zero Branco, è importante avere il termometro di quello che succede nelle proprie comunità, le dinamiche, anche perché se vogliamo uscirne migliori, al di là di ogni retorica, forse l'unica è appunto... mi cade anche il microfono, chiedo scusa, l'unica è promuovere questo genere di iniziative proprio sul territorio. Grazie a Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco. Grazie a voi. Siamo alle battute conclusive di questa diretta, abbiamo tirato le fila di una giornata come sempre ricca di spunti, di cronaca, di attualità, un Veneto diventato arancione fino al 15 di gennaio, poi si vedrà, tutto è subordinato ai parametri della prossima settimana, la nuova riunione del comitato tecnico scientifico. C'è la partita però delle vaccinazioni che sta andando avanti, questa sera ve lo racconteremo perché la macchina si è messa in moto e si è messa in moto anche bene a livello veneto ma anche a livello nazionale, ce lo ha confermato anche il virologo Pregliasco che era in diretta con noi a mezzogiorno dal Pio Albergo Trivulzio, che è stato l'epicentro del dramma nelle RSA, quindi ci sono motivi di speranza. C'è una crisi di governo che abbiamo tentato di raccontarvi, che abbiamo tentato anche di interpretare.
C'è poi la notizia, la cronaca, il racconto dei funerali questa mattina a Dolo del sindaco Alberto Polo. Ritornerei su quelle immagini perché è stato un funerale ovviamente in tono minore, non poteva essere altrimenti viste le normative anti-Covid. Alberto Polo, che è mancato una settimana fa, lottava contro il male sostanzialmente, ma appunto la malattia ha avuto la meglio. Aveva molto da condividere e da donare, ha detto il parroco di Dolo, Don Francesco Mascotto. Domani ci sarà un altro momento di commemorazione a partire dalle 18:30, quando sarà possibile poi ci sarà anche una commemorazione civile aperta a tutta la cittadinanza. Questa mattina i funerali sono stati appunto diffusi anche online, quindi era tutto visibile in streaming sostanzialmente. Quindi questa la cronaca dei funerali. Questa sera ovviamente ci ritorneremo nel corso dei nostri telegiornali. Rientriamo quindi in diretta alle 18:30 con il telegiornale del Veneto, alle 19 con Venezia, 19:30 Treviso e Belluno. Saluto e ringrazio Alessandro Granzera e Mattia Pizzaia dalla regia. Saluto e ringrazio tutti voi per la cortese attenzione. Buon proseguimento di giornata.